Ci siamo, perché no? Perché no? Via, 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 via. Non so nemmeno che tipo di connessione ho, perché mi sono anche reso conto che ci sono partite di Champions incredibili. E magari vediamo come va, ci diamo un'occhiata, non lo so, ma comunque facciamo un giro di saluti prima di invitare il buon Kinosci e di parlare di questo prepartita che già è infuocato già, ovviamente, perché pare che si giochi, è incredibile, non riesco ancora a crederci che si gioca. Ma andiamo a leggere un pochino di persone che si sono già collegate fedelmente, quindi saluto Fabio Somma. Bisogna essere ottimisti per domani, è fondamentale non perdere, il pareggio sarebbe un ottimo risultato. Pietro Buono, fai il bravo subito, fai il bravo, non so, dobbiamo dimostrare bellinità, altrimenti non porto più ospiti. Ma chi chiami? Guardati un paio di video di Kinosci. Ok, già non ci siamo Pietro, ma poi ne parliamo dopo, vedrete che sarà un ottimo ospite. CR7 Re del Mondo, mentre un bel gelato, va bene. 10 Dios Re dell'Universo, buonasera a tutti, buonasera Salvatore, buonasera Angela, buonasera Salvatore ancora, Good Life, buonasera Angela ancora, Good Life, Mario delle Vedove, Giuseppe Argento. E chi altro c'è? C'è Tina che poi sarebbe Ivan, poi c'è Sergio Giordano, poi vediamo un pochino chi altro c'è Giuseppe, avevo visto Polli, c'è il buon Fablo Versatile, c'è Lud Barton, buongiornissimo Asl, infatti questo è un altro dei discorsi che dobbiamo affrontare assolutamente. Si parla del Dortmund perché giustamente oggi io veramente non sono riuscito, tante cose da fare tra musica, canzoni e tasse, mi ero dimenticato, ma la priorità è assolutamente il prepartita, non c'è niente da fare. Buonasera Max di Napoli. Buonasera al Caputo Francesco, buonasera, vediamo un po' chi altro c'è, Antonio Caserta, buonasera Polli, buonasera Giorgio Mele, ancora si paragonano i diciottenni tedeschi giustamente, e vediamo un pochino chi sono tutti così. Mi vedi sfocato? Fatemi sapere se qualcun altro mi vede sfocato, se quindi è un problema mio o è un problema tuo, Giorgio. Chiedo agli altri. Buonasera Rossana, buonasera Salvo, buonasera Vittorio, buonasera Francesco, buonasera Vincenzo, buonasera Lello da Mantova. Si vede sfocato, quindi non è solamente... Interessante questa cosa qui, che si vede sfocato. Faccio una prova e se muore tutto ci ricordo. Vediamo se va meglio. Lo so, bloccato, se n'è chiuso, lo so benissimo. Vediamo un attimo se abbiamo recuperato. Chiedo per un amico, perché sono tutti esperimenti, quello è lui, è lui, lo sapete. Vediamo un po'. Ci siamo?
Eccoti, benissimo, a posto, ora va bene, ora sì, benissimo, anche un po' sfogato a Berlino, tutto a posto, benissimo, ricominciato. Ok, ok. Tra l'altro anche, sto cercando di capire anche delle impostazioni dove l'audio dovrebbe essere leggermente migliore. Perché ci devo lavorare, che sono musicista, che l'audio non si sente bene, un pochino la musica viene un po' tutto insomma compressa e non mi piace, non mi piace. Recuperato e non sfocato, molto bene. Buonasera Evelyn, buonasera Vincenzo, buonasera Lorenzo. Bene ma non benissimo, hai recuperato la vista, tutto a posto, prove tecniche di trasmissione, se n'è andata la nebbia, tutto a posto ragazzi, tutto a posto, tutto a posto. Allora lasciate i like per l'audio e il video recuperato. Vediamo un pochino quanti like stiamo, fatemi sapere perché io devo invitare l'ospite e l'ospite merita tutti i like possibili e immaginabili. Si vola, Filippo, si vola. Buonasera Carlo Miele, buonasera Emilio, domani, mamma mia, allora qua dobbiamo subito, mettiamo il gufetto, perché non si può mai sapere. Voi siete ottimisti, mi fa piacere. 1-3, benissimo, tutto a posto. Era solo Nedved che... Buonasera Tony. Allora ragazzi, prima di invitare, siamo in pochi, siamo 66, ma voi che siete i fedelissimi, che non mancate un appuntamento, dovete subito vedere uno spottino che è diverso dagli altri, ma lo riproporremo magari anche più in là perché meritate di vederlo e noi di non vederlo, perché la famiglia siete voi della community e va bene, però... non è solo, io da solo non potrei fare niente, mi servite voi che mi date gli spunti, mi serve la community alle spalle, ma la cosa importante è anche la squadra dei mod, perché senza i mod uno youtuber non vale quanto, insomma, veramente andrei in grosse difficoltà. E quindi godetevi questa che potrebbe essere una seconda sigla, perdonate i rumori che si sentono pure meglio probabilmente. Via! Una famiglia che voleva cambiare il mondo a suon di TVP. Palco. Polli. Pablo Versati. Oh. Baby Fox. Giuseppe Argento. Ivan Evelyn. Marat. Joe TV. X-Mod. È il suono dei fumetti. Eccoci qua. Di conseguenza, all'intrasatto posso far intervenire direttamente, senza indugio, il buon Kinoshi. Ciao, devo guardare l'intro. Sì, cioè, i miei collaboratori che mi fanno impazzire, che fanno cose incredibili, ed è la presentazione della squadra dei moderatori e si stanno divertendo, vedo tutte le persone, tutto bene. È giusto. Sento un po' di ritardo, prendo le cuffie? Se vuoi, sì, io ti sento bene. Sento dopo la mia voce eco. Ok, se prendi le cuffie probabilmente risolviamo. Ok. Un attimo, prendo. Vai, non ti preoccupare. Allora, amici bellini, l'audio è doppio, sì, benissimo, so tutto. Vediamo un pochino, perché è un esperimento mio per avere migliore audio, però ovviamente anche l'ospite deve avere la cuffia. Vediamo se non si sente doppio con la cuffia, altrimenti risolvo con un'altra impostazione. Questi sono tutti esperimenti, lo sapete come funziona. Tutto a posto.
Sì, perché non è solo Marvel, non è solo... Poi oltretutto è un misto tra Marvel, Cinematic Universe e anche quella là Fox, no? Degli X-Men, che era tutto un altro universo, ma si mischiano tutti. Io poi adoro tutti e vediamo un pochino se siamo ritornati alla situazione con Kino. In teoria, ok. Lo sento uguale. Lo senti uguale? Allora intervengo io, aspetta un attimo, perché è una cancellation. Adesso dovremmo aver risolto. Ok. Ottimo. Ok, sì, no, sono esperimenti perché volevo l'audio migliore, ma l'audio migliore vuol dire che si raddoppia e non va bene. Allora, Kino, ci siamo, finalmente si gioca, ci credi tu? No, manca un giorno, Calma. Tutto può essere, veramente tutto può essere in questo campionato. Io ho visto il tuo video e sinceramente non mi sento di darti torto, perché è un macello e le regole sono tutte strane, ogni tanto cambiano in corsa e ti devo dire la verità, capisco il tuo punto di vista. Tu dici noi ne abbiamo 3, che poi sono diventati 2, giusto? Io sono 2. Poi vabbè, dopo uno è Bernardeschi, uno dai. No. Quindi Demiral si è negativizzato. Han detto di sì, poi non so onestamente se giocherà, sarà a disposizione, perché ovvio non è come un infortunio fisico, però insomma lui era anche fermo da un pochino già per infortunio. Se ci aggiunge anche quello dove magari è stato costretto per forza di cose giustamente a non allenarsi, non so, però sì, si è negativizzato, buona notizia, perché effettivamente lui era entrato positivo il 26 e la notizia è uscita qualche giorno dopo, ma lui era risultato positivo un po' di giorni prima. Che poi lui era partito anche già mezzo infortunato per... Sì, lui sarebbe rientrato a grandi linee in questo periodo comunque, magari contro il Toro, però insomma era certo che non sarebbe riuscito a giocare in nazionale. Non ho ben capito il perché, onestamente, sia stato chiamato, veramente. Una cosa simile è successa anche col Napoli con Rachmani, che non stava al meglio, l'hanno chiamato lo stesso, è andato lì, ha detto no, comunque affaticamento muscolare, torna a casa. Quindi le nazionali continuano a fare più danni che altro. Sto giro l'hanno fatta grossa, porco Giuda. Senza dubbio. Tra tutti quanti. E quindi introduco un primo argomento che credo possa interessare ai nostri seguaci, che sono le probabili formazioni. Tu hai un'idea, insomma, la conferenza di Pirlo ti ha dato qualche indicazione? Guarda, a me ti giuro, mi ha fatto anche un pochino di tenerezza, perché era una conferenza soprattutto basata ma lei andrà via? Cioè, quindi a una certa allora, lecito, ma mi ha fatto un po' di tenerezza. Comunque qualche notiziola c'è, poi sai, interpretabile, ecco, come sempre. La devo leggere per dire poi. Ok, allora danno Szczesny, poi i centrali sono 2, i terzini non si sa. Chiesa, Rabiot e McKennie dovrebbero partire, io presumo Ronaldo, Morata, ne mancano 2-3, ma lì è tutto in base a come gira. E quindi... Quindi Arthur farà parte della partita? Sì, tutti e 3 dell'Ave Maria in teoria sono della partita domani. Sì, e Arthur e McKennie titolari. Ho visto un commento sotto al tuo video che secondo me era geniale e che diceva proprio meglio che si sono andati a isolare nella festa rispetto a rimanere nel gruppo squadra, perché io capisco, togliamo subito, in inglese si dice the elephant in the room, no? L'elefante nella stanza. Okay, sì. Perché fondamentalmente per me l'Italia è un focolaio a tutti gli effetti in questo momento. Se è vero che all'epoca della partita proprio di quando fu rinviata Juventus-Napoli 2 giocatori non bastano da protocollo, però si parlava di focolaio Genoa, allora uno dice ok, si presuppone eccetera eccetera e quindi interviene l'AS, ma quella dell'Italia a tutti gli effetti è un focolaio. Sì, più che altro anche perché abbiamo visto ad esempio
che Cragno, Sirigu e Bernardeschi sono usciti tra ieri e oggi in pratica. Quindi sta a significare che da giovedì a ieri o da giovedì a domenica, insomma, quello che vogliamo, loro sono stati a contatto a tutti gli effetti, come anche lo stesso Florenzi mi pare sia uscito ieri, Verratti qualche giorno prima, Florenzi ieri, e loro Verratti giustamente si sono allenati nel frattempo, perché negativi. Quindi praticamente si può ipotizzare un tempo di incubazione un pochino più lungo, poi non si sa nemmeno se è una variante, ma se il tempo di incubazione è più lungo, i tamponi che sono stati effettuati nei giorni passati anche ad Insigne, Meret e Di Lorenzo potrebbero non significare niente. Lì guarda, purtroppo bisogna ovviamente essere, diciamo, specialisti, diciamo, cioè io non lo so. Certo è però effettivamente tanto Chiellini, Bonucci, magari mettiamo Bernardeschi, alla fine erano tutti lì nello stesso periodo. Uno è uscito, mi pare cos'è, giovedì, se no giovedì o venerdì, l'altro ieri. Tanto penso sia bene o male riconducibile a quello. Sirigu ieri, e anche loro comunque hanno fatto 2 o 3 giri di tamponi negativi, perché altrimenti non si sarebbero potuti allenare. Certo. Quindi, non lo so, magari ognuno è anche fatto in modo diverso, che riesce a, non lo so, magari ha bisogno di più tempo, qualcuno meno, non ho idea. Questo è sicuro, poi oltretutto noi abbiamo il caso di Zielinski che era nella stanza con Skorupski, che Zielinski l'ha avuto già, quindi non si sa se il fatto di averlo avuto probabilmente lo rendeva immune almeno per il periodo. Veramente i medici non ne capiscono, non ne usciamo noi. Non ce ne usciamo noi. No, anche perché se non sbaglio, non mi ricordo se Florenzi o Verratti, ma uno dei due l'aveva preso anche a gennaio, tipo. Non mi ricordo chi dei due però. Vediamo se Uno dei due era. Si ricorda, perché anche io non mi ricordo. Insomma, la formazione della Juve l'abbiamo più o meno accennata. Io sì, qui è così. Che può essere. Io sul Napoli ho un paio di dubbi. Il primo riguarda il portiere, perché Ospina ci dicono Verratti, vedi? Ci dicono Verratti. Ecco. Esattamente. Io ho il dubbio Ospina perché l'infortunio alla mano pare che adesso si sia comunque allenato coi compagni, quindi secondo me Gattuso aspetterà fino all'ultimo per schierarlo, perché è la sua scelta principale in porta. Poi dovrebbe tornare Koulibaly e credo si possa ritornare a un Mertens prima punta con Osimhen in panchina inizialmente, quindi col ritorno di Zielinski sotto punta. E poi io personalmente spero nel ritorno di Demme da titolare, perché senza di lui il centrocampo io non sto proprio tranquillissimo, non sto proprio tranquillissimo. Vabbè, con noi il centrocampo sfondi una porta aperta. Domanda a Chinocci: dopo negativizzati incontri per strada i 3 del festino, che gli dici? Che sono dei deficienti. Guarda, per ste robe sin dal primo momento ho sempre stato di questa linea di pensiero, tranquillamente evitabile. Soprattutto, oltre che per la ragione umana, sociale, non lo so, anche proprio per quella sportiva, a ridosso di un derby. Cioè, diciamo, è più che altro un aggravante, non il tema principale. Il tema principale è quello che ci fa stare in casa da un anno a questa parte. Infatti, proprio pochissime ore dopo la notizia di questo festino era uscita anche la notizia di una possibilità di metterli momentaneamente fuori rosa. Ho detto ci sta, secondo me. Gol del City, sono stati De Bruyne. Sono stati sciocchi, stupidi, e si sono giustamente presi le loro conseguenze, come è giusto che sia, né più né meno. Chiaro. Ti chiedono di dove sei? Io non so la tua città d'origine. Io sono di Rimini. Di Rimini, ok. Allora, sì, ci dicono il gol del City, tutto a posto. Kevin De Bruyne, bestia solita. Mamma mia. Allora, una volta affrontato il discorso delle probabili formazioni, io ti devo fare un paio di domande, perché Gattuso e Pirlo, no? È una bella storia che si incrocia sotto un certo punto di vista, perché quando viene assunto Pirlo, Gattuso dice simpaticamente, dice mo so cazzi suoi, nel senso che disse proprio a dire adesso si è preso una bella gatta da pelare come prima esperienza sì.
in Serie A. Tu come hai visto? Perché a me interessa anche come la stampa, perché tu mi hai detto la conferenza e l'ho vista, parlano in continuazione del futuro, della fiducia della dirigenza. Si sente lui in bilico oppure come la vedi la situazione? Secondo me abbastanza. Se tu mi hai detto che hai visto, sai bene o male che risposta ha dato, no? Quando gli hanno detto dell'incontro con... Secondo me è come quell'incontro di quando ti piace una ragazza e ti dice no, ma tranquillo, mi vedo con questo mio amico pari pari. Sai come va a finire? Con l'amico. L'amico di cui non ti preoccupare. Ecco, è quello, è quell'amico lì. Poi dopo lui ovviamente deve cercare in un qualche modo... Scusami. No, pensavo dovessi leggere, quindi t'avevo... Lo leggo al volo. Tore Falanga, che ringrazio, ma se si pareggia sarà un Gattu Pirlo out. Pirlo out sicuro, Gattu più Valerio. Grazie Tore. Io penso che lui anche giustamente... Allora, io penso che lui in realtà si sente un pochino in bilico, è ovvio. E lì, guarda, io proprio quando era uscita la notizia ufficiale, cioè che proprio ovviamente il video in rete, ho detto magari può essere affascinante, ma il fatto che questo qui che Pirlo, dai, questo qui è un po' brutto, sulla prima esperienza si ritrovi sulla panchina della Juventus potrebbe essere un problema. Poi ovviamente non è che puoi buttarla subito, no, nel problema, però è una riflessione comunque giusta e purtroppo il mio dubbio iniziale ha avuto tanto fondamento, ecco. E lì anche un insieme di cose, lui sicuramente le sue cose, i suoi errori li ha fatti, che da un certo punto di vista sono giustificabili vedendo appunto l'esperienza zero. Il problema però è che l'ha fatto sulla pelle sbagliata questa serie di errori. E lì è un errore, diciamo, più che altro, secondo me, della società che magari si è sentita, cioè che pensava che anche con una scommessa di questo genere le cose sarebbero andate, se non benissimo, benino. Qua rischi di fare un patatrack totale invece. Allo stesso tempo, visto che questa è una partita tra virgolette jolly, nel senso che noi abbiamo guardato la classifica quasi dimenticandocene, ma ballano 3 punti importantissimi, 3 punti che ti potrebbero portare sia alla Juve che al Napoli a un punto dal Milan, un Milan super celebrato, giustamente, perché comunque rispetto all'anno scorso fa non so quanti, 16-17 punti in più rispetto all'anno scorso, la media era quella. Ci porteremo una delle 2 squadre con un'eventuale vittoria ad un punto dal Milan che lottava per lo scudetto. Allora l'equilibrio vorrebbe, mi chiedo e ti chiedo, sì, stiamo facendo meno entrambi di quello che potevamo fare, però siamo ancora lì. Sì, quello poco ma sicuro. Poi Juve e Napoli hanno ancora 30 punti a disposizione, quindi diciamo che ci sarà modo. Il problema però è anche che magari, no, ovviamente qui periodo ipotetico, metti domani vinci 4-0, no, la Juve, il vero problema qui devi stare a guardare magari il Genoa domenica, che magari domani va a fare il partitone, magari giochi anche da Dio, domini lungo e largo, magari contro il Genoa ti fa doppietta scamacca e non te ne accorgi neanche. Però sulla carta è vero, alla fine, a parte l'Inter che anche giustamente ha preso questo divario, praticamente dalla seconda alla sesta in pratica fai 2 partite rischi di ritrovarti in conference in pratica da che eri secondo, quindi sì, quello è assolutamente vero. Saluto e ringrazio Francesco Caputo, i moderatori sono al corrente della tua situazione, amico mio, quindi non ti preoccupare, non ce lo devi ripetere sempre. Siamo contenti e ribadiamo che siamo contenti del fatto che tu abbia recuperato. Sappiamo che devi scrivere in maiuscolo, non ti preoccupare, non ce lo devi ripetere. Allora, vediamo un pochino qualche domanda. Un giocatore che ruberesti al Napoli e viceversa? Allora, a me piace molto Zielinski. Zielinski mi piace proprio tanto, centrocampista completo, è proprio forte, mi piace molto. Sto cercando di pensare perché
non posso prendermi i nuovissimi che vi siete comprati, che sono quelli là più interessanti, almeno quelli più giovani, però a me è sempre piaciuto, visto che noi abbiamo il problema sulla sinistra, sul terzino sinistro, che è sempre una defezione, a me Alexandro piaceva, però ultimamente così è così. Sì, è abbastanza caro. Ma in realtà è qualche stagione. Lui ha fatto molto bene le prime due. Poi comunque, sai, magari gli chiedi un altro ruolo, gli chiedi un lavoro più difensivo, e poi magari sai anche i brasiliani che comunque a volte hanno questo picco momentaneo di 1 o 2 stagioni, poi lento e inesorabile declino. Però sì, sicuramente la brutta copia di quello arrivato nel 2016, se non sbaglio, sì, 2016, 15 o 16, vabbè, comunque di qualche anno fa. 15 dovrebbe essere. 2015. Sì, sono d'accordo con Ego, De Ligt lo prenderei in qualsiasi momento. Quadrado ovviamente è probabilmente uno dei giocatori più decisivi con i suoi cross, è uno di quelli che sta più in forma. Non lo prenderei giusto perché probabilmente siamo verso la fine della carriera, quindi in prospettiva non lo prenderei. Se devo scegliere qualcuno nell'impossibilità, prenderei ovviamente Mattias De Ligt. E ringrazio Giorgio Mele, è un super sticker, non è una domanda, lo ringrazio a prescindere per il supporto. A Caputo piace Fabian? Beh, fa bravo. Però Zelinski a me piace proprio tanto. Sì, sono d'accordo con te. Fabian ha avuto dei momenti anche di down, di lentezza. Però è molto giovane, vero? Lui è giovane. Sì, Fabian è giovane e ti chiedono se vogliamo fare uno scambio con Mario Rui e De Ligt. Beh, Mario Rui Frabotta, già io ci sto. È giovane, eh? Quanti? Esatto. 99 dovrebbe essere. Allora io vai. Poi il Portogallo facciamo 1-0 Real. Si può fare. Qua i scambi sono partiti pesanti. Se mi date Lozano, vi porto Chiesa è cattiveria. Chiesa è cattiveria, dai. A parte un inizio un po' così, insomma, di ambientamento, ma anche breve, secondo me sta facendo il suo campionato. Porca miseria. Bernardeschi rientrerebbe nel pacchetto così regalo, ma no. Nel pacchetto prego. Sì, dai, Chiesa no, cavoli. Poi Lozano, io su Lozano c'ho un rapporto di amore e odio, perché l'anno scorso ci stravedevo, l'ho preso al fantacalcio e l'anno scorso non ha fatto poco. Quest'anno ho detto, non rispendono una cifra importante, puntuale. Ma ci hai visto lungo, perché Lozano aveva veramente bisogno di una... Oltretutto quello dell'anno scorso era un Napoli disastrato da problemi e quindi non ha avuto neanche modo di ambientarsi, non giocava nella posizione sua preferita. Ecco, sì, quello sì, infatti lo si vedeva anche l'anno scorso, lo leggevo anche. Quest'anno invece tanta roba. Ti vogliono per forza dare Mario Rui e Yusai, ma credo che, ragazzi, allora Yusai fine contratto, in scadenza, vediamo chi, insomma, probabilmente la domanda è: vediamo dove andrà Sarri, perché probabilmente, e mi ero preparato anche questa cosa qua, che si legava un pochino al discorso di Allegri, che ha guardato il derby con la dirigenza, e quindi, ma l'idea di Sarri... Aspetta, c'è Fabio Versatile. Ciao Chino, non gioca Danilo a centrocampo, peccato. Vedi? Sì, sto giro terzino pare l'abbiano messo. Sì. È domanda tattica. Pare. E allora sposto un attimo il discorso di Sarri dopo per ringraziare Fabio, per parlare di questa cosa. Chino, io ho guardato un paio di partite della Juventus dove con a disposizione Alexandro, Bernardeschi e Danilo, Pirlo ha messo Alexandro centrale, Bernardeschi terzino e Danilo a centrocampo. E quella partita la vinceste pure. Sì, adesso non mi ricordo se è contro la Lazio. Forse sì. Però io sono d'accordo. Cioè, se tu hai Alexandro e Danilo, almeno sistema la difesa come sta e poi a centrocampo vedi qualcosa, vedi come fa. Danilo a centrocampo mi soddisfa.
Ma guarda, quando ha giocato non ha fatto male, però c'è anche la famosa regola del metti un giocatore fuori ruolo e ti farà bene perché sarà sempre lì con la testa, Ok, lo inizi a mettere 2 o 3 volte e inizi a sgarrare. La ci prima sta. volta dici, cavoli, devo fare una cosa di un certo tipo e stai lì al 100%. E lui contro la Lazio ha fatto una signora partita in quella posizione. Poi le partite dopo sì, magari faceva benino, però diverso, soprattutto quando magari in panchina ti ritrovi un Fagioli, ti ritrovi magari altre soluzioni. Ma Pirlo è così, è hippie, va la giornata. Ragazzi, è complicata. Io non so se l'ambiente Juve è stato incattivito con Pirlo come lo è stato parte dell'ambiente Napoli nei confronti di Gattuso, e sarei curioso anche di sapere, insomma, al di là di quello che si è sentito nella conferenza, delle domande che arrivano, dove lo incalzano, lo mettono un po' in difficoltà. Ma tu che hai un pochino il polso della tifoseria, il primo out fa il paio con critiche alla dirigenza, oppure danno colpe all'allenatore la maggior parte dei tifosi? Ma io guarda, soprattutto dirigenza vedo. Mm. E all'interno c'è anche la questione Pirlo. Però Ok. vedo molti concentrati soprattutto magari su Paratici, sulle scelte di Paratici, sulla rosa, su Pirlo che comunque, a parte tutto, le sue responsabilità le ha, alcuni errori, tanti errori li ha fatti, però alla fine è sempre una cosa riconducibile ad una scelta societaria. Quindi diciamo che a differenza magari ecco, dell'ultimo periodo di Allegri, per quanto riguarda Pirlo, dicono ok, magari Pirlo non è all'altezza, però il problema principale è la rosa. Mm. Mentre prima magari si diceva, vabbè, con sta rosa, cavoli, come fai a non fare il triplete? E invece, quindi diciamo c'è una visione diversa, più globale, diciamo. Il problema non si limita all'allenatore. Chiaro. Si parla di un non riscatto di Morata, ci dice Alessandro. Ne sai nulla? Sì, anche perché c'è la possibilità di rinnovare il prestito e secondo me può essere comunque una buona soluzione. Non c'è nessun ammortamento, sai che comunque c'è un prestito oneroso, sono 10 milioni più lo stipendio, però a meno che tu non abbia particolari alternative, soprattutto poi in ottica numero 9 titolare, come idea, soprattutto affiancandolo ad un vice, secondo me non è malvagio, sai che ci avrà dei picchi altissimi e dei picchi tremendamente bassi, però se poi vai a analizzare magari le statistiche della stagione, diciamo sono abbastanza soddisfacenti, ecco. E quindi io adesso ritorno un attimo per chiudere il Sì. discorso degli allenatori. Sarri viene alla Juve, vince comunque uno scudetto, esce presto dalla Champions, viene fatto fuori. Ora non so se era una questione anche di ambiente che non si sono trovati, o se si aspettavano la vittoria della Champions, perché comunque gli devi dare un po' di tempo, no? No, guarda, anche proprio Paratici dopo Benevento, se non sbaglio, ha detto che sia lui che Allegri non sono stati mandati via per risultati. Mm. E con Sarri, poi vabbè, ovviamente dopo lì dipende anche, perché lui dice una cosa, non significa che Il sia calcio è così. bugia, ci ha detto Benitez, ci ha insegnato che il calcio è bugia. Però ecco, con Sarri è più sicuro rispetto che con Allegri che ci fosse un clima di un certo tipo, soprattutto con gran parte dello spogliatoio. Quindi penso che il motivo sia quello. Poi però, se quando dici sta squadra inallenabile, cavolo, guardando quest'anno dici aspetta che forse... E soprattutto, secondo me, in questa stagione avrebbe avuto diversi giocatori anche congeniali al suo modo di giocare. Kulusevski, Chiesa, magari anche lo stesso Arthur, magari Mm. anche McKennie, perché no? Giocatori che potevano risultare parecchio utili. Kulusevski era stato preso per lui, infatti non a caso quest'anno non è mai in una posizione, non è più ala in sostanza. Quindi è andata così, non lo so. C'è un po' di rammarico nella tua analisi. No, sì, più che altro rammarico per una serie di scelte, no? Una dopo l'altra che non hanno portato a dei risultati meravigliosi, ecco.
Chiaro. Ringrazio Falco per il supporto e per il saluto. Saluti a Valerio Vecchinosci dai Falchi. Ragazzi, io sto guardando tutti i commenti, siete tantissimi. Ho visto Luca che ha detto che l'ha scritto 3 volte, ho visto Fabio che me l'ha ricordato. Sto in questo momento quasi in una fase di intervista, quindi guardo un messaggio ogni tanto, scorrono veloci. Adesso apriamo le danze alle domande dei commenti, ovviamente, ma avevo delle curiosità mie personali, permettete, Chinosci e Belino, e volevo sapere delle cose così, perché Sarri, ok, ma è ancora a contratto, quindi per questo poi la Juve deve scegliere un allenatore che aveva già praticamente nel suo organigramma, perché doveva essere l'allenatore dell'Under 23, gli si fa un contratto ad hoc. Però questo è il problema che adesso mi immagino nella dirigenza: se Pirlo non dovesse soddisfare a fine campionato, torna Sarri. È più facile secondo me che torna quello che è scritto in maiuscolo. Aspetta, fammi vedere. Beh, vabbè, me lo so perso. Allegri. Ah, ok, tu dici quello che io ho scritto in maiuscolo, pensavo tra i commenti. Sì. No, tu. Ecco. Pensa che lì che figura che vai a fare. Lo cacci via e lo richiami 2 anni dopo, che poi lo paghi anche l'anno successivo, è una figura di quello è il problema, perché a bilancio mi dicevano, insomma, costa quasi 17 milioni con tutti i collaboratori e insomma lo staff di Sarri all'ordo, insomma è un macello di soldi. Sì, anche perché lui penso abbia, per il terzo anno mi sa che c'è anche proprio una penale se non viene attivato, cioè proprio un casino della Madonna. Però sì, lì ti sei andato, sì, Asensio, tra l'altro, bei ricordi. Real, e quindi, ma quando tu dici Asensio poi non mi far fare... No, infatti. L'hai fatta tu la battuta. Allora... Non l'avrei mai detto però, cavolo. Il Manchester sta sempre 1-0 e il Real si impone al 37esimo 2-0 su Liverpool, importante. Allora, andiamo a vedere un pochino di messaggi, così diamo un pochino di soddisfazione alla chat, che è giusto che sia. Forse è più facile come traghettatore nel caso Pirlo non arrivi a maggio. Addirittura Allegri? Il ritorno di Sarri, penso il ritorno di Sarri perché già è a contratto. Può essere. Sarri andava aspettato secondo Chinosci, perché guarda, Sarri è un argomento che per noi napoletani è sempre caldo, perché si è parlato adesso, quando ci sono state tutte le varie Gattuso out, l'idea del ritorno di Sarri è stato caldeggiato da una parte della stampa e dagli stessi tifosi. Uno si può anche dimenticare il tradimento, tra virgolette, del comandante che va proprio alla Juve, eccetera, eccetera. Il problema è: sarebbe in grado Sarri, dopo aver fatto 2 anni che possono essere stati anche di crescita, adesso arriva un altro allenatore, è cambiato, non è più il Sarri che viene dall'Empoli. Quello sicuramente sì, penso giustamente faccia parte dell'esperienza lavorativa. Esatto, e quindi sì. Cioè lui è uno che ha assaporato palcoscenici europei, ha vinto lo scudetto, non credo che venga al Napoli a fare di nuovo un progetto da capo, a vedere chi confermi. Io non la vedo possibile, però veramente nel calcio tutto può essere. Ma magari dipende anche come la prende lui, la valuta lui. Magari la squadra che tifa, lui comunque fa piacere, ci può stare. Lì molto secondo me dipende anche da come si è lasciato poi con De Laurentiis, che penso sia l'aspetto chiave, ma veramente questo non lo so, quindi non so. Però mi sento di dire che molto dipende anche perché penso siano comunque 2 caratteri particolari, ecco. Che ne pensi di Pirlo tatticamente? Se fosse capito qualcosa ti risponderei. Mamma mia. Vabbè, lui adesso è 4-4-2, no? Bene o male. Sì, che diventa 3-5-2, 4-3-3, a momenti, va a fasi. Interpreti. Una domanda per Chinosci, ma onestamente non ti sembra troppo accanita questa critica nei confronti di dirigenza, allenatore e giocatore dopo 9 scudetti e 2 finali di Champions? Un po' viziati?
Sì, è vero, questo è vero, però guarda, io ti posso parlare di me. Io ero consapevole del fatto che dopo magari una serie, un numero X di anni, non avresti più vinto e ci stava. Il problema secondo me è molto come metti le basi per il futuro. Se le metti in un certo modo e dici ok, è andata così, ci può stare, può capitare, però comunque sappiamo che per il futuro possiamo puntare su questo, questo e questo e si può fare comunque un lavoro di questo genere. Ad oggi non vedo neanche questo, e quello è il problema. In più si parla di un allenatore che oggi non sai se verrà confermato o meno, di un'area sportiva in scadenza, di una situazione alla fine a livello economico molto difficile, considerando che oltretutto sei la terza società per monti ingaggi, quindi molto dipende anche da come riesci a concludere da qui a fine stagione, cercando di salvare il salvabile in campo e in finanza, via, diciamo così per farla facile. Sì. Poi che i tifosi juventini siano viziati è vero. Serena ci chiede ridimensionamento in casa Juve se non si raggiunge la Champions. Sì. No, dopo significa che non è veramente un soldo, e poi anche proprio alcuni giocatori blasonati magari ti dicono io l'Europa League, quando magari so che mi vuole il Barcellona, come a caso, e quindi sì, oltre che per motivi economici proprio, anche per motivi magari di volontà dei big, no? Che magari preferiscono avere la possibilità di giocarsi la Champions, ma anche giustamente. Sì. Chinocci, cosa temi del Napoli? Stessa domanda per Valerio, cosa temi della Juve? Mentre a vostro avviso quali sono i punti deboli delle tue squadre? Io un'idea ce l'ho, ma sono curioso di sapere la vostra. Hai partito. Del Napoli cosa temo? Temo che è una squadra in forma, ed è una squadra che è squadra. E ultimamente vedo anche una squadra che gioca con la voglia di andare a vincere, facendo anche prestazioni mica da ridere, con vittorie in trasferta non del tutto banali, ed è una squadra più in forma, soprattutto a livello di testa, di anche consapevolezza. Adesso ho la possibilità di avere praticamente tutti tranne Gulam a disposizione, se non sbaglio. Quindi penso che in questo momento ci sia un ambiente di un certo tipo che è diametralmente opposto a quello della Juve di questo momento. E ti dico anche che cosa temo della Juve: la testa. Perché insomma a volte c'hai dei cali assurdi e a volte non entri neanche proprio in campo. Adesso non mi ricordo qual era l'altra metà di domanda. I punti deboli delle della Juve sicuramente questo. Del Napoli secondo me bisogna non aver paura, cioè nel senso buono, nel senso sportivo, di non farsi prendere dal chiudiamoci, stiamo attenti, perché altrimenti è la squadra che ti fotte. Sì, un po' quello poi è successo anche al contrario in Supercoppa, perché il primo tempo si è retto bene, dopodiché abbiamo lasciato un po' troppo campo e la Juve ha poi insomma legittimato poi la vittoria in Supercoppa. Credo che dal mio punto di vista io temo la reazione, perché non non posso immaginare una Juve, capito? Non posso immaginare una Juve che stecchi Benevento col derby. Il derby la puoi considerare una partita steccata fondamentalmente, anche se la pareggi, e quindi mamma mia, cioè secondo me arriveranno come dei dannati, amor proprio, ma anche, come ti ripeto, una reazione che possa portarti anche secondo in classifica a breve, perché sono giocatori secondo me che non sono abituati, e questo è successo un po' anche al Napoli nell'anno di Ancelotti, quando non lotti più per lo scudetto si stacca un po' la spina a tratti. Giocatori, hai capito, che sono abituati per lottare per lo scudetto, quasi inconsapevolmente dicono ma io la gamba non la rischio, ci sono europei, non la rischio per una qualificazione in Champions, se vinciamo. Ronaldo un gol lo fa, per dire, no? Può scattare. No, è vero, quando cambi i paletti è tosta, soprattutto quando poi nel mentre prendi anche magari botte psicologiche come può essere la Champions.
È vero, è tosta. Infatti, per assurdo, la partita contro il Cagliari, che per me era anche la più difficile delle tre, l'hai chiusa in mezz'ora in pratica, e le altre due no. E anzi, hai regalato te, e quella è anche una delle cose assurde, che non solo magari fai fatica a farlo, nel dubbio lo regali anche. E quindi quando mi parli di regali, quello è quello che temo della mia squadra, che ogni tanto il regalino incorporato, qualche cazzata tipo in difesa. Male che vada è un po' per uno domani, perché questo è il fatto della costruzione dal basso, no? Che è un tema oramai ricorrente in tutte le squadre di Serie A. Io lo chiamo proprio con un termine specifico, il fazzoletto di Sfaccimma, nel senso, quando si gioca in un fazzoletto di terra, che è l'aria piccola, e comincia a salire l'ansia, se non hai quella tecnica straordinaria, oltretutto devi avere nervi d'acciaio, perché non serve nemmeno un passaggio incredibile, basta un passaggio raso terra ben fatto, però devi avere il coraggio di farlo. Se comincia a venire un po' di paura, il passaggio è troppo lungo, è troppo breve, l'avversario sta là, perché non è più una novità, ti trovi? Sì. Purtroppo sì. Infatti secondo me ha detto bene Allegri, cioè non è che è una cosa terribile di per sé, però bisogna capire, come in tutte le cose, quando è il momento di farlo, quando puoi farlo, e soprattutto se hai i giocatori per poterlo fare, altrimenti ragazzi cazzo tutt'uno, lasciamelo dire, perché se me lo chiedi ad Arthur, ok, magari c'è cresciuto con questa cosa, no? Se me lo chiedi a Bentancur o me lo chiedi a Chiellini, se una certa ti fa la cappella, dici come mai? Boh. Esatto. Cioè, alla fine, ogni tanto spazzarla, secondo me non è una cosa brutta, Assolutamente no. Poi io capisco, in certi momenti il Napoli, non avendo una prima punta vera e propria, spazzarla significava un pochino perdere palla e quindi consegnarti all'avversario, però accorcia un poco con i centrocampisti, vedi qualcosa, allontana il pericolo perlomeno. No, infatti è sempre meglio perderla nella tre quarti loro che nella tre quarti tua. Per come la vedo io, Serena, ti fai complimenti. Grazie Serena. Con interesse. Real domina il Liverpool, ragazzi. Adesso grazie Angela che ci sta dando una mano, e vediamo di beccare un pochino di messaggi. Lo so, mea culpa, non sono riusciti a beccarli tutti perché la discussione è interessante e si fa difficile ovviamente parlare di tutto. Domani faresti giocare Mertens o Osimhen? Credo che sarà il momento di Mertens prima punta domani, col ritorno di Zielinski, credo, con la possibilità di sfruttare poi Osimhen nel secondo tempo, ma intravedo la possibilità di un Lozano dal primo minuto, quindi un velocista ce l'hai eventualmente sulla destra per fare eventuali contropiedi, ma non so veramente che tipo di partita. Tu ti aspetti una partita un po' più bloccata, una partita a viso aperto? Che ti aspetti? Secondo me all'inizio si studieranno abbastanza, anche perché comunque, come abbiamo detto prima, è una partita che può essere per entrambe il crocevia della stagione, quindi magari un pochino di paura o di studio, chiamiamo così, ci potrà essere. Poi alla fine basta un passaggio così, nel senso, non è che devi, basta un passaggio un attimo fuori, sei a posto. Per Chinosci, se vinciamo noi del Napoli, sicuro apriamo di più la porta Champions, ma per voi potrebbe addirittura essere positivo perdere in ottica esonero Pirlo, anche se le colpe sono ben altre. No, anche perché ti dico la verità, io non penso che in caso di anche non vittoria, più sconfitta, non penso venga esonerato magari il giovedì, anche perché 2 giorni dopo c'è già un'altra partita. Quindi no, a prescindere. Io ammetto di non capire quei tifosi che per una propria idea tifano contro la squadra. Cioè, se uno mi dice cosa ne pensi se Pirlo dovesse andare via, dico vabbè, va bene, cioè ci può stare, magari se sono giunti a quella conclusione è perché avranno una serie di ragioni. Però non regge il fatto che magari debba sperare in una magari sconfitta della Juve per vedere Pirlo esonerato. Cioè, onestamente non me ne frega nulla. Sono d'accordo con te su questo.
Stavo vedendo la conferenza di Pirlo prima della partita di domani, non so più come si fa ad avere un allenatore che dice le stesse cose alle conferenze e no, è una partita importante, la famosa frase fatta. Cosa vuoi che dica? Sono pure un po' le domande, secondo me, Tiziana. Sì, anche perché poi Purino magari alla quarta, ma rischi di essere mandato via, dici no. Secondo me Pirlo deve ancora crearsi un suo arsenale di risposte, no? Sì. che glielo possono aiutare nei momenti difficili. Di conseguenza, guarda il caso nostro. Gattuso diceva più di quello che gli chiedevano, gli hanno tappato la bocca fino a fine stagione, non c'è nemmeno la conferenza stampa, quindi praticamente non so chi sta messo peggio sotto questo punto di vista. Moggi ha dichiarato a Calcio Napoli 24 che secondo lui un'eventuale sconfitta della Juve non dovrebbe comportare l'esonero di Pirlo perché il progetto è a lungo termine. Questo non lo so, però sulla prima parte concordo. Un'eventuale sconfitta per me non porta all'esonero, quantomeno il giorno dopo, ecco. Accetteresti un ridimensionamento, cioè sistemare il bilancio, lanciare giovani, fare anche qualche anno di Europa League Conference per tornare competitivi quando i giovani cresceranno? Piuttosto esco i gironi di Champions, dai. Ok. Quindi, però ci potrebbe essere una cosa simile. Faccio la battutina contro gli interisti che comunque si vincono lo scudetto, quindi qualche battuta se la possono prendere. Ti fai i gironi di Champions, ma per poi andare in Europa League. No, quarto è il girone. Ah, proprio definitivamente? Sì. alla Inter, insomma, alla Conte. Allora, comunque dopo questa partita ci sono ancora 27 punti. Bello. Quello che dicevamo prima, in effetti. Però potrebbe essere un importante spartiacque, quello sì. Magari anche nella testa, sai, a volte anche proprio quella partita che ti dà lo slancio, no? Ci hai capito qualcosa, Chino, del fair play finanziario? Perché io ci ho rinunciato. No. Plusvalenze, diciamo plusvalenze e va bene, stiamo imparando a capire che questo è il modo di fare mercato per un po' tutte le squadre, però ci sono dei paletti, cioè ci sono dei momenti in cui oltre il debito non puoi andare o ti fanno fare quello che vogliono e nessuno reagisce, cioè boh. Beh, oddio, vedendo alcuni esempi recenti esteri, soprattutto poi magari mercato bloccato qua e là, però poi riaprono le porte, boom, di nuovo, tanti saluti. Però è strano perché adesso pare ci sarà una modifica, se non addirittura un qualcosa di nuovo introdotto al posto del fair play. Si capisce un cazzo di questo. Vada come vada, viva il calcio, viva i tifosi come noi che accettano le critiche e fanno discussioni interessanti. Questo è il calcio. Grazie Lucas. Designazione affidata a Mariani, cosa ne pensate? Abbiamo fatto più o meno la stessa faccia. No, più che altro perché allora molti li riesco ad associare ad una faccia, Mariani no. Quindi non so neanche proprio chi sia. Aspetta un attimo, va là. Vado a vedere chi è. Infatti, in giro a me veramente cambia poco, nel senso che. No, è proprio ti giuro. No. Ah, ok. Ho capito chi è. Ah, va bene, non lo so. Quelli che ci hanno fatto schifezze un po' tutti, quindi veramente non ce n'è uno che tu dici c'è quell'arbitro là, è finita prima di iniziare. Veramente è quello di Napoli-Spezia, Napoli-Sassuolo, Parma-Napoli. Non so se te perché magari ti ricordi in base, io non mi ricordo. Beh, Napoli-Sassuolo ci fu una cosa, cioè il rigore c'era per loro, ma ce n'era anche uno per noi, se non ricordo male. Ma vabbè. La Juve non l'ha mai arbitrato in questa stagione. Ovviamente ha arbitrato la Coppa Italia. Abbiamo avuto il beneplacito di Facco. Mariani è un grande, quindi tutto a posto. Serena ci chiede: dopo 2 anni c'era il rosso a Pjanic? Ah, ma io lo dicevo anche prima che era cartellino giallo, quello non ho avuto problemi a dirlo. Che fosse un errore, quello l'aveva detto anche chi è Rizzoli qualche giorno dopo. Quello vabbè era palese.
King, non posso fare pronostici, finisce 53-53, ci divertiamo tantissimo. Beh, non sarebbe neanche male, Io ho messo il gufetto qua, se qualcuno vuole fare pronostico io lo accetto, e il gufetto ci pensa lui, poi dopo ce la guardiamo domani, mamma mia, la guardiamo in live, proprio in live sul canale, quindi starò malissimo. Un abbraccio a Giovanna, forza Napoli a vita. Vorrei chiedere all'ospite se le regole sul fallo di mano adottate negli ultimi anni lo convincono. No, perché non è oggettivo. Continua ogni tanto ad avere, insomma, l'interpretazione. Esatto, poi non è chiaro, alcune volte sì, alcune volte no, l'ha fatto apposta, ma prima ha toccato una parte, poi l'altra, una volta lo dai, una volta non lo dai. Quindi essendo poco oggettivo, devi dar per buono tutto, anche giustamente. Vedi, DC mi aiuta a ricordare Napoli Spezia, rigore inventato su Fabio. Per me lì un po' di colpa Fabian ce l'ha, perché fa un movimento ingenuo che alla Bakayoko sul Milan, che poteva essere anche fischiato, lì ci è andata, insomma, non ci è andata bene, ma perché quella partita con lo Spezia, ce la ricordiamo, abbiamo fatto 72 tiri nello specchio della porta e la perdiamo. Quella partita resterà una partita tremenda. Io penso che domani la Juve entri in campo con rabbia, perché non può steccare più, e lo sappiamo che noi in partite del genere non abbiamo tanta personalità e freddezza. Spero nella vittoria difficile, ci dice anch'io. Spero anch'io, meno male. Per il Napoli usereste il 4-2-3-1 e il 4-3-3 domani come modulo, e per la Juve è davvero giusto il 4-4-2? Allora, per il Napoli ti rispondo io, oramai ritornati tutti gli effettivi è giusto insistere col 4-2-3-1, che il Napoli ha fatto bene. Il 4-3 si può fare solo con Demme centrale di centrocampo a fare il pendolino, insomma, il regista. Altrimenti io insisterei col 4-2-3-1. Per la Juve lascio rispondere Chinosci. A me piacerebbe vedere un 4-3-3, però non lo vedremo, quindi rimane una mia speranza. È davvero giusto il 4-4-2? Non lo so. Al momento non ti sta dando, cioè non a me o a te, che cazzo ce ne frega, a Pirlo particolare ragione, quindi che sia giusto non lo so. Il Fablo Versatile ti stuzzica, dice: ma come, non conosci Mariani? Lo so, era abituato a Tagliavento, Mazzoleni, Calvarese, Rocchi, un po' di nomi sparsi così. Non c'è più la vecchia guardia. Bella risposta. Vedrò la partita con un mio amico, lui tifoso Napoli, lui tifosi Napoli, lui pasticcere, tra pasticcini, caffè, pizza, chi se ne frega della partita. È pure onesto. In amicizia ci può stare, sempre con distanziamenti se è il caso. Potrebbe entrare Paolo Dybala domani forse? Sì. Sì. Una ventina potrebbe farla, circa. E io là. Poi non gioca da 3 mesi, quindi sai, un pochino particolare la situazione. Un saluto a Manuel. A questo punto del campionato temo più le squadre che giocano con la mente libera, senza pressioni, tipo la Samp, lo stesso Crotone e via dicendo. La Juve sempre particolare, ma la vedo senza anima. Sì, ci sta. Poi magari le squadre che non giocano a testa libera può aiutare. Quando non hai niente da perdere è più facile, diciamo. Questa è bellina. Demiral negativo all'ultimo secondo, quanto il centro medico della Juve è più efficace dei vaccini. Già state attenti che l'altra volta avete fatto le battutine su Quadrado, perché qui se si replica finisce male. Ma hai detto benissimo. Quadrado fu quello che recuperò all'ultimo e fu il giocatore, fu l'uomo partita. Poi guarda, in realtà magari, perché noi abbiamo avuto 2 o 3 asintomatici fuori 3 settimane, cazzo, un ventenne che mi sta fuori 10 giorni, accettiamolo. Voglio dire, cioè, non mi sembra niente di esagerato. Allora, vediamo un pochino. Kevin, buonasera ragazzi, mamma mia che culo ci fate domani, purtroppo non sono ironico, vi siete ripresi e noi stiamo affondando. Aspetta, fammi perché il gufo già c'è, allora lo facciamo. Lo facciamo... Gli occhi, ok. Anche gli occhi hai? Figo. Sì.
Sono gli occhi presi, sono gli occhi ok. Pensavo fosse proprio un... Stessa cosa riguardante in Supercoppa, esatto, che sembrava Superman, esattissimo. Ecco qua, gol al 98esimo, ma facile Mario, facile. Allora, vediamo un pochino. È ambigua la situazione della Juventus, è strano come una società così solida, almeno teoricamente, in una stagione difficile come questa non abbia saputo gestire bene la situazione. Chiedo a Chino. Secondo me ha detto bene Marchisio, quando gli hanno fatto l'intervista qualche giorno fa, e ha detto che, secondo il suo punto di vista, e mi trovo d'accordo, che è stato che comunque negli ultimi 2 anni era iniziata una fase di declino, però lo scudetto ti aveva sempre in un qualche modo salvato, anche sui giudizi. Quest'anno che non arriva neanche quello, diciamo che sottolinei di più i problemi, perché come alla fine in tutti i contesti della vita, no? Quando ci sono i giudizi ma le cose alla fine non vanno malissimo, dici sì però, quando non c'è il sì però, dopo inizia a fare tante critiche, però obiettivamente ci sono state diverse scelte sbagliate negli ultimi 2 anni, che magari alcune sono state nascoste nel senso buono, e quest'anno tutti i limiti, tutti gli errori stanno piano piano venendo fuori, perché non hanno una scusante. Potrebbe essere anche la vittoria della Supercoppa e la qualificazione in Champions. Non penso. Allora, qualificazione in Champions secondo me è un salvare il salvabile, però non credo, anzi la fortuna sarà che magari ti darà un pochino più di manovra a livello di possibilità per intervenire sul mercato, perché se non vai neanche lì non sai veramente dove andare a parare per fare acquisti anche minimamente importanti. Chi ha più strizza, chi dei due, chi tra voi ha più strizza per domani? Vabbè, allora ragazzi, è evidente, diciamoci le cose senza veramente senza fare falsa scaramanzia. La Juve sta in una situazione, guarda, io mi ero preparato un attimo dove sta, eccolo qua, no? Sì. Se tu vedi la classifica e vedi i pallini verdi, no? Che lo stato di forma, le vittorie, le sconfitte, ovviamente l'Inter sta in striscia fantastica. Il Napoli però è quella che ha una striscia migliore e quel pareggio finale è quello di Sassuolo. Esatto, che arrivò per quel fallo laterale, altrimenti sarebbe stata una striscia di 5 vittorie consecutive, quindi un bello stato di forma. Contemporaneamente lo stato di forma a un certo punto finì, cioè statisticamente uno poi inciampa, succede un fatto, si sviene davanti alla porta, quindi un po' di strizza ce l'ho sempre, nonostante stiamo più in forma di loro, e questo bisogna dirlo, perché è così. Allora, vediamo un pochino. Essendo più serio, io credo che la Juve rischi di più domani. Il Napoli potrebbe anche perdere, perché poi fino a fine stagione restano solo Lazio e Inter. La Juve invece ha tutti scontri diretti. Chi vi manca? C'è l'Atalanta. C'è l'Atalanta, c'è l'Inter, c'è il Milan, c'è comunque il Sassuolo a Reggio Emilia, la Fiorentina a Firenze. Ok, quindi lì dipende un po' anche se volti nella lotta retrocessione. Poi fondamentalmente è un derby per voi la Fiorentina, almeno per loro, non per voi. Sì. Loro la vivono come un derby. Quindi sì, di partite ce ne sono tante toste. Poi magari qualcuno me la sono anche scordata, perché... No. Chiesa è fortissimo, chi lo ferma? Dipende da dove giocherà, amico Diego, perché Chiesa a destra e a sinistra è sempre un'incognita. Sì, diciamo che secondo me nel momento in cui magari gioca quadrado, quindi si presuppone destra, che sia terzino o alto, Chiesa a sinistra. Ok. E quindi se la dovrà vedere con probabilmente un Di Lorenzo. Credo che Di Lorenzo sarà titolare. Ringrazio Polli che ci aggiorna con i like, e dico a Chino ringrazio, siamo già oltre un'ora. Chino, quando devi andare? 5 minuti li ho. Cerchiamo le ultime domande per il nostro ospite, ragazzi. Allora, Chino, ma il fatto che il CR7 oscura gli altri giocatori vostri, parlo a livello di gioco, come la vedi? Leggenda metropolitana o è vero?
Secondo me è abbastanza vero. Anche l'anno scorso mi ricordo quando in qualche partita non c'era Ronaldo, come per esempio quelli in Coppa Italia contro l'Udinese. Cazzo, là davanti si trovavano che era una meraviglia. Certo è che però magari, sai, anche in questa stagione, magari non ha fatto un paio di partite che si è andato a vincere giocando da Dio, allo stesso tempo però magari ne ha fatte altrettante, cioè non ne ha fatte altrettante e non sapevi che pesci prendere. In linea di massima io dico che è assolutamente vero il fatto che molti sentono più che altro il dovere di darla a lui quando hanno molte possibilità, probabilmente anche migliori, e una l'abbiamo vissuta entrambi, no? Con la ripartenza di Morata, quando c'era Chiesa praticamente in porta, solo che lui doveva darla a Ronaldo. Quando ha capito che non era più possibile darla a Ronaldo, ha cercato di fare un dribbling inutile perdendo palla. Molto spesso, secondo me, anche non che sia una cosa imposta da Ronaldo o dalla Juventus in sé, però senti in un qualche modo il dovere di darla al fuoriclasse della situazione. È un po' di sudditanza involontaria, diciamo. Sì, che a volte può essere un bene, perché diciamo il 70% per tenere una media che è abbastanza alta, delle volte ti va bene. Solo che a volte, quando si può anche non fare, diciamo che non ti lapidano in piazza se non lo fai. Ecco, quello è vero e mi dà anche abbastanza fastidio. Allora, ritorno al discorso di Sarri, secondo me dovevano dare tempo a Sarri, non può fare tutto in un anno, se gli avessero dato fiducia avrebbe fatto bene e poi il campionato l'ha vinto. Ah sì, lì ti dico, secondo me il problema era proprio rapporti umani, ecco, non rapporti calcistici. Per come anche me l'ha raccontata, poi magari mi posso sbagliare. Per Chinosci, prima intendevo che un'altra caduta forse darebbe più consapevolezza degli errori di quest'anno e che il problema non era l'allenatore, ma i tanti giocatori in declino da no, l'abbiamo già capito da tempo, Chino, ti lascio andare con quest'ultima domanda che è bella tosta, perché non so se hai una risposta in merito, me lo chiedono tutti i giorni, quindi adesso lo faccio dire a te. Cavolo. Tosta, eh? Ma di quelli liberi o di quelli scegli tu? Ecco. Perché di quelli liberi sono pochi. Se potessi scegliere tu? Ma io un Klopp, se vuole venire. No, vabbè, che poi è che lì è un altro che bisogna dargli tempo, pazienza, quindi figuriamoci. Perché tanto siamo sempre lì, poi purtroppo qui non sappiamo più bene neanche cosa sperare noi quest'anno. Diciamo un Zidane. Non è male, però dici, sto qui sta vincendo 2-0 con Liverpool, chi cazzo glielo fa fare? Non lo so, ma mi hai chiesto chi vuoi, io lo voglio. L'hai detto. Voglio anche la Nargi, ma ciò non sta a significare che lei voglia me, per farla facile, no? Con questo messaggio di Paco, che sarebbe bene augurante se entrambe le nostre squadre facessero il loro dovere, il Milan arriverà quinto a fine stagione, se la Roma e poi la Lazio, perché non dimentichiamo che comunque Lazio e Roma stanno sempre là. Esatto, infatti bravo che l'hai rimesso, infatti sono a -4, e con la Lazio che comunque deve recuperarne una come noi, quindi sì, teniamola presente. Sì, è vero. Così, quindi questo è un auspicio che non farà piacere ai tifosi del Milan, ma che insomma noi ci teniamo tra le varie possibilità. Signori, Chinosci, io ringrazio tantissimo per la disponibilità, per la bella chiacchierata. Grazie a te, grazie a voi e in bocca al lupo. Domani ce la vedi. Tu te la vedi live? Farai qualcosa sul canale? O... No, guarda, non voglio farmi bannare così gratuitamente. No, ma veramente a me piace proprio godermele da solo. Ti capisco. Sono un po' così. No, ti capisco. Signori, trovate Chinosci nel titolo, si può cliccare, potete seguirlo. 2-1, chi ha segnato? Salah. Salah non sbaglia comunque mai, nonostante il Liverpool sia in difficoltà. Grazie ancora Chinosci per la tua disponibilità, per il tuo intervento. Alla prossima.
Alla prossima, ciao a tutti. Ciao. Amici bellini, allora, come promesso, dato che ovviamente ragazzi quando c'è un ospite io devo ascoltare, non posso fare le domande e poi non sento manca risposte e poi mi leggo i commenti così, io una cosa posso fare alla volta, ma adesso leggiamo anche i vostri commenti. Non so se riuscirò a mettere in sottofondino la partita giusto per dare uno sguardo anche alla Champions League, ma magari me lo potete dire voi. Me lo potete dire voi e vorrei prima di cominciare a prendere le vostre domande, le tue, dico tue, proprio tu che ti sei dimenticato il like, lo so che ti sei dimenticato il like, ma perché? Perché non hai visto la sigla dei mod. Se vedi la sigla dei mod che qualcuno non ha visto perché eravamo in pochi, via una famiglia che voleva cambiare il mondo a suon di TVP. Palco. Polli. Pablo Versati. Oh. Baby Fox. Giuseppe Argento. Ivan Evelyn. Marat. Joe TV. X-Mod. È il suono dei fumetti. Beh, sì. Devo aggiungere, sì, qualcuno mi diceva di aggiungere gli occhi al gufetto perché se no non è completo. Allora ragazzi miei, adesso io devo sapere voi cosa ne pensate. Abbiamo capito in che situazione si trova la Juve, un pochino la formazione, non stanno bene proprio nell'ambiente, insomma Allegri che si guarda la partita con Paratici, si guardano il derby, allora come si chiamano, i giornalisti fanno le domande a Pirlo, ma la senti la fiducia? E lui l'entusiasmo e purtroppo tutto il mondo è paese, questo dobbiamo, quando noi ci guardiamo, ci affacciamo sulle altre realtà, ci rendiamo conto che un pochino tutto il mondo è paese e dappertutto quando ci sono delle difficoltà, poi in ambienti insomma caldi, non è che la Juventus sia un ambiente caldo, ma è una squadra, una società che è destinata a vincere, altrimenti se non vinci stai fallendo. E non c'è niente da dire al riguardo. Come vi sentite voi? Mi chiedo. Nella partita di Supercoppa e di campionato in casa il Napoli avrà sì e no fatto 3 tiri nello specchio in 2 partite giocando in maniera attendista. Spero domani di no, altrimenti la vedo male. Gianni, è una giusta considerazione. La partita che abbiamo vinto di campionato la vinciamo, ricordiamolo, con un rigore, la vinciamo chiudendoci molto in difesa, con ottime parate di Meret, con una straordinaria prestazione di Rachmani e Maksimovic, pensate un po'. Se fai una partita così ti può andare bene una volta, ma 2 volte no. Inserisci anche Sasamen nei supereroi, grazie Luigi sempre per il tuo supporto. Ma poi c'è il gufo che nasconde Mertens, no, priorità a Mertens. Grazie Luigi. 2, yes, Sasamen dovrà assolutamente intervenire, ma io ve lo voglio portare live a Sasamen, vi voglio portare proprio l'attore Rosario Verde live e ci facciamo anche 2 risate. Allora Marco Piccolo, secondo me riusciremo a strappare un pareggio, gol di Irving. Dai Lozano, dov'è Lozano? Non ce l'ho la cosa di Lozano, vabbè, pensiamoci. Allora, qual è un uomo che temi di più della squadra avversaria e perché? Allora, sicuramente quello più in forma loro mi sembra Chiesa, che comunque sta mantenendo il carro per l'ascesa anche da solo, ma Quadrado anche da dietro al centrocampo i cross sono precisi. Ronaldo salta in cielo, mamma mia Ronaldo,
sei alzato tipo elicottero, purtroppo lo esaltano, ma è così, e quindi le individualità della Juve possono risolvere la partita da un momento all'altro, questo noi dobbiamo renderci conto, anche se stiamo più in forma, anche se facciamo il partitone, non è detto, capite? Perché io sono in tensione, purtroppo, però ci voglio credere, voglio essere più positivo che impaurito. Però nella partita di campionato domandavano tipo 7 titolari. Esatto, Giampaolo. Adesso questa è la cosa su cui noi dobbiamo puntare, la possibilità di avere di nuovo dei giocatori chiave, e vi ricordo che un giocatore chiave è Mertens, anche più di Osimhen, perché Osimhen ti ha dato la variante tattica, ma Mertens è di un'intelligenza tale che ti fa giocare bene tutta la squadra, perché fa quei movimenti che liberano poi Zielinski, l'inserimento di Insigne, eccetera eccetera. Quindi avendo Mertens io già mi sento un pochino più tranquillo che il Napoli può fare un certo tipo di gioco. Poi torna Lozano, poi torna Demme, magari torna, capito, perché torna Koulibaly, allora dai, abbiamo tutte le possibilità per giocarcela a viso aperto, perché non è detto che ti devi per forza chiudere e aspettare, perché sennò se ti chiudi e aspetti rischi di prenderle, rischi di dar loro fiducia, gli dai il campo, no, devi tenerli devi tenerli in tensione, devi attaccarli, perché Lozano se ne può scappare, Alexandro non sta in forma, vai, cartellini che vuoi, cartellini, gli arbitri, speriamo bene, l'unica cosa che non voglio è non dover recriminare sugli arbitri, speriamo bene. Domani preghiamo per Chiesa che non segni. Il Napoli Supercoppa è pure quello della vittoria 1-0 completamente un altro Napoli tecnicamente, fisicamente e fragile mentalmente. Domani metteresti Politano o Lozano dal primo minuto? Secondo me domani ce la vediamo brutta, è difficile che facciano un punto in 3 partite, questo è il mio punto di vista, Simo, anche per una questione statistica. Il Napoli insomma a Torino non ha una grande tradizione, però i tabù sono fatti per essere sfatati, le statistiche sono fatte per essere abbattute, e quindi una delle due, o ci va bene o ci va male, o ci pareggia, perché il pareggio non lo consideriamo mai, però potrebbe essere un risultato che alla fine non dico che faccia piacere a tutti, a noi dovrebbe far piacere un pareggio, perché rimaniamo in vantaggio nello scontro diretto e, come ci diceva Fabio, abbiamo un calendario leggermente migliore, diciamo la verità. Polli chiede se arriviamo a 250 like, manca pochissimo, dai ragazzi, sono queste live, capito, sono di prepartita, c'è la Champions, non me la sto vedendo per farvi parlare a voi, vi rendete conto? Non lo so se vi rendete conto. È Pasqua e si mangiano gli agnelli. Gattuso con la Juve difende sempre bassissimo, che di base non è sbagliato, ma quei fazzoletti mi fanno paura anche a me, Armando, e spero che col ritorno di tutti i titolari Gattuso possa essere un pochino più sfacciato domani, lo spero tanto. Luca Elka, tu hai detto quanto, però se riesci a riscrivermi i primi messaggi che mi sono perso, adesso dovrei beccarli perché non c'è l'ospite e quindi posso leggere di più messaggi. Vai con le freselle di Zielinski, le brioscine, possono essere chiamate anche freselle sicuramente. Domani non mi aspetto una partita di attese o di studio delle due squadre, credo che sarà più il contrario della scorsa con la Juve che ci metterà il cuore, spero che i nostri giochino di intelligenza. Secondo me domani Gattuso la preparerà bene in modo offensivo, ha la squadra al completo e può giocare come piace a lui. Bene. Bisogna fare attenzione perché la Juve è come i gatti, hanno 7 vite, però io sono dal punto di vista che prima o poi finiscono queste 7 vite. Cosa ne pensi? Antonio, sì, nel senso che cosa ne penso? Non la devi mai dare per morta alla Juventus, mai per vinta. Ricordiamo quel campionato dove dopo 10 partite tenevano 11-12 punti e poi vinsero 24 partite consecutive. E dipende insomma dalla società, dipende dalla storia, dipende dall'allenatore. Ci sono tantissime cose che concorrono al funzionamento di un progetto. Quest'anno stanno in grossa difficoltà, noi gli abbiamo dato una mano in Supercoppa perché comunque si sono portati un trofeo a casa. Sarebbe bene dare una bella mazzata domani, affrontarli, capito, anche con coraggio, e vai, perché lì poi
cambia proprio tutta la situazione di ambiente a Napoli, no? Se Gattuso, se il Napoli vince col Milan, con la Roma, col Crotone e anche con la Juve consecutive, che diventano 6 partite, 6 vittorie consecutive, e poi voglio vedere questo Gattuso out, dove me lo appoggiate? Eccolo qua. Intendevo quanto mi piacerebbe un gol di Osimhen in un contropiede bruciante verso il 60° del secondo tempo in stile Bologna e facesse una schiattata. Amico mio, sì, ma 60° è ancora troppo presto. Cioè, se tu la vuoi quella là, dovrebbe essere tipo Koulibaly che salta di testa proprio allo stadium all'epoca famosa, no? Di quello 0-1 che ci fece sognare lo scudetto all'epoca. Lì li hai ammazzati che non hanno più la forza di riprendersi. Se lo fai al 60°, bene, me lo prendo, se me lo dai me lo prendo, però hanno sempre la possibilità di recuperare. Hanno detto i giornalisti che la positività di Bernardeschi non è un problema perché non ha fatto parte del gruppo squadra, però ha giocato contro il Torino. Marco, non capisco certe frasi e certe dichiarazioni, sinceramente. Certo che ha fatto parte del gruppo squadra. Volendo fare anche una battuta, ricordiamo che quando ci fu la situazione all'epoca, Agnelli disse no, noi anche se l'ASL ci fermava, noi avremmo giocato. Quindi cioè, se pure l'AS dovesse intervenire, loro per coerenza, ovviamente non succede, ma per coerenza dovrebbero dire no, noi giochiamo, andiamo contro le decisioni dell'ASL perché il protocollo dice così, eccetera eccetera. Ma non succederà. Il problema più che la Juve è l'Atalanta, visto che ci stanno ancora tanti punti in palio, l'Atalanta bisogna fermare. Io non la vedo proprio l'Atalanta, capito? La vedo impossibile da fermare, la vedo già in carrozza lì, con il Milan che non credo mollerà definitivamente, ma qualche punto per strada lo perde, e quindi sarà tosta, sarà tostissima. Ehi, 4-0, mamma mia. Non dobbiamo ripetere l'errore della Supercoppa, sono in difficoltà e vanno aggrediti con cattiveria e sfacciata. Sono d'accordo. Pollo Cicova, Arostà, fammelo mettere così evitiamo, esorcizziamo anche le pollaggini, eventuali. Mi sta bene all'80° 10 minuti di sofferenza. Va bene. Ciao dalla Norvegia, Pachito. Gattuso out, dove lo appoggiate? Io un'idea me la sono fatta. No, ma perché poi Francesco, tu hai notato, no? Contemporaneamente al Gattuso out, adesso il Napoli deve giocarsi lo scudetto, perché quello lo dici tu, lo scudetto. Ma veramente stiamo facendo che fino a poche settimane fa l'imputato sul banco degli imputati, colpevole dei gravi reati, si faccia presto, ci serve l'esonero immediato, straccio dello stralcio, prassede? Straccia il patentino a Gattuso, vai, straccia il patentino. Adesso il Napoli lotta per lo scudetto, non è possibile, le due cose non sono possibili. Se il Napoli è ancora in lotta per lo scudetto e tu credi, non lo credi, ma perché sei un provocatore risultatista, che il Napoli può lottare per lo scudetto, vuol dire che hai detto una stronzata prima a dire si faccia presto, esonerate Gattuso. Non possono essere le due cose contemporaneamente, non possono essere, perché se sei ancora in lotta per lo scudetto vuol dire che l'hai giudicato troppo in fretta. Mi sembra evidente. Invece il Napoli non lotta per lo scudetto, ma non era nemmeno il caso di esonerare Gattuso all'epoca, che teneva una squadra dove a centrocampo giocavo io, in attacco giocava Tore Falanga e a terzini giocava Giovanni Cassano. Come si fa? Domani chi vince lotta per il secondo posto? Questo a livello di classifica è vero, perché se noi guardiamo un attimo, ragazzi, io me la sono preparata, ma per un motivo molto semplice. Guardate bene, vedete bene? Aspetta, faccio così. Che i potenti mezzi del Caffè Napoli 1926. Benvenuto ai Dave qua, l'ultimo iscritto che allora vi renderete conto che Napoli e Juve a 56, con una vittoria prima di tutto scavalchi l'Atalanta, cosa incredibile. Scavalcheresti l'Atalanta, ti porteresti ad un punto dal Milan, un Milan che ha un'andatura pareggio, vittoria, sconfitta, vittoria, pareggio. L'Atalanta 4 vittorie e una sconfitta.
simile la situazione della Juventus, però 3 vittorie, una sconfitta e un pareggio. Il Napoli 4 vittorie, l'Inter non vuole sapere niente e quindi è fuori gol. La Lazio 3 vittorie nelle ultime partite. Lo vedete come è strano questa situazione di classifica? Quindi lottare per la Champions, per il quarto posto, significa addirittura insediare il secondo posto. Nel frattempo 3-1 del Real, mi dite? Vinicius Junior, un giocatore che si mangia dei gol incredibili, innamorato, lui e il pallone, velocissimo però, grande driblomane e tutto, ha segnato, incredibile. Angelo Tullio Valentino, Iannicelli rimarrà deluso, ovviamente. Non hai capito bene, hanno detto che le 8 sconfitte sono la causa della probabile non vittoria. Certo, è chiaro. È chiaro. Il Napoli doveva vincerle tutte e quindi doveva fare il record di punti del campionato italiano di Serie A a 150 punti. Ciao Dottor Festa, ti chiamo Dottor Festa. Il Milan è andatura claudicante, vero? Il Napoli, anche se dovesse arrivare secondo, direbbero Gattuso out e diranno avete visto? Ma infatti questo è oramai il modo in cui se la sono giocata, non c'è proprio dubbio. Sarebbe una cosa incredibile, Mary, sarebbe una cosa pazzesca, però è ancora lunga. Si vede sfocato un'altra volta? No, Carmine, veramente, questo deve essere un problema. Qua non è possibile. Qua non può essere colpa mia. Comunque, a prescindere da Alexandro, a fianco a lui ci gioca Chiellini e non De Ligt. Ciò significa che Lozano, qualora saltasse Sandro, si ritroverebbe Chiellini, che non è chissà quanto in forma, che però gli entra dentro alle gambe a piedi uniti. Speriamo di non farci male. Ok, si vede bene. Ok, non più. Ok, bene, ma domani è un nuovo seppellindice magari lo urleremmo proprio alla grande. Neapolis. Fermate Quadrato e Chiesa. Sì, questi sono i pericoli principali, Francesco. Questi sono i pericoli principali che dobbiamo tenere d'occhio. Dopodiché voi dovete tenere d'occhio Lozano, Insigne, il taglio di Insigne per Lozano, gli inserimenti di Zielinski. Abbiamo delle carte da giocarci anche noi. Non dobbiamo darci per vinti e dobbiamo anche pensare che una volta tanto il Napoli può anche andare a fare un pochino di dominio fuori casa. Perché no? Tris Mertens, nonostante tutto sempre comunque forza Napoli, Juve, Tris Mertens, ma è bello Mertens, non ce l'ho Mertens, Tris Mertens. E se dovessero vincere lo scudetto, avete visto, potevamo vincere l'Europa League e la Coppa Italia, bravo, ma infatti non se ne esce più. Il macellaio, signora? Purtroppo domani, essendo su Sky, ci dovremo sorbire la classica telecronaca juventina. Amico mio, già sai. Io metterò il timer, ce l'ho già pronto, vedi? Devo aggiustarlo, lo vedi il timer? Domani la telecronaca la faccio io. Voi mettete in sincrono, non so come farete, con il mio ritardino faccio io la telecronaca fatta bene, telecronaca tifosa del Napoli, quella che non ci danno più a noi, perché non possiamo manco avere la telecronaca tifosa, e la faccio io la telecronaca, ce la vediamo insieme qua, distruggiamo YouTube, superiamo i 2000 like, io adesso lo so, oggi non va bene, 300 like è ben pagato, ma domani non voglio sapere niente, e domani sarà talmente una cosa, qualsiasi sia il risultato, sarà talmente una cosa incredibile, le polemiche, le cose, comunque il rigore, perché già me lo immagino. Allora, gol Napoli 1-0, già stiamo spoilerando? Se il Napoli vince lo scudetto è perché glielo hai spiegato. Bravo Francesco Gattuso ha ascoltato, mamma mia. I migliori truffatori delle Olimpiadi, i truffatori nel senso che si truffano, i tuffatori volevi dire. Tutto vero che la Juve non può fare un punto in 3 partite, ma riuscirà a trovare le giuste motivazioni per contrastare un Napoli così brillante negli ultimi tempi? Secondo me ci temono tantissimo. Luca, secondo me non è un problema di motivazioni,
è un problema proprio di forza, cioè in questo momento loro hanno perso un pochino di certezze tattiche. La motivazione ce l'avranno, non c'è dubbio, però si girano e non sanno tanto bene cosa fare col pallone. Questo ho visto guardando un pochino la partita col Torino, però anche con una squadra che non gioca bene, 2 gol sono riusciti a farli in un modo o nell'altro, poi l'hanno subiti, poi c'era anche quel rigore di De Ligt su Belotti che secondo me era abbastanza netto, però speriamo di non dover parlare di queste cose qua. Ciao Valerio, che fine ha fatto il tifoso giapponese? Il tifoso giapponese sta in Giappone, fa le sue cose e prima o poi ve lo porterò anche live, è una promessa. Mertens sarà la figura più importante nell'ambiente Napoli per i prossimi 10 anni, qualora dovesse finire qui la carriera. Non dico un secondo Maradona, ma a livello di appartenenza siamo lì più o meno. Senza dubbio. Mertens ha sposato proprio la città, i tifosi, si è compenetrato, ha capito anche quali sono il nostro essere asfissianti, ha accettato di essere chiamato Ciro, cioè proprio... Mamma mia, che meraviglia. Telecronaca tifoso in memoria di quella di Auriem, più o meno, esatto. Domani finisce 4-3 in rimonta da 3-0 Juve, se ne Mertens su posizione al 99esimo. Vabbè, lì perdiamo proprio il senno, amico mio. Perdiamo completamente la calma. Mamma mia, mi ricordo quando c'era Premio, c'era Auriem che ci casava tutti. Ma a me, Auriem, Alvin, una telecronaca tifosa la possiamo avere, qualsiasi essa sia. Ho messo il like e non me ne pento. Chi riuscirà a spuntarla domani andrà in Champions al 90%. Carius Figus Forza Napoli. Benvenuto amico mio, non ricordavo questo nome. Qualora, ragazzi, siamo 200 e dispari di noi, qualora ci fosse qualcuno nuovo, iscrivetevi al canale, cliccate su subscribe e ricordate che c'è la giveaway. Allora, non adesso, probabilmente non lo so, domani, dipende da come va, se va bene anche domani, però voglio darvi un po' di spazio, un po' di tempo in più per partecipare alla giveaway. Come si partecipa alla giveaway? Alla giveaway si partecipa commentando il video che trovate su questo canale che si chiama giveaway. Bisogna commentare quel video mettendo il vostro username di Telegram, che però dovete essere iscritti al canale Telegram, perché se non siete iscritti al canale Telegram che trovate in descrizione, perché ho visto parecchi di voi che avete lasciato il vostro username Telegram ma non siete iscritti al canale Telegram. Se non siete iscritti al canale Telegram non vi trovo e non posso farvi vincere. Quindi essere iscritti al canale Telegram, essere iscritti a questo canale e lasciarmi il vostro username di che voi siete iscritti al canale Telegram, che tenete sul canale Telegram come commento nel video, quello là della giveaway. Dopodiché io cancellerò, sto facendo un lavorone, cancello tutti i commenti che sono di complimenti, perché molti mi hanno fatto i complimenti e vi ringrazio, però senza che non partecipano perché non hanno messo il nome di Telegram. Sto cancellando tutto, sto sfoltendo eccetera eccetera, in modo tale che viene pulita e qualunque io estraggo sarà un vincitore per forza al 100%. Ve l'ho detto, ve l'ho ricordato, sono un bravo youtuber. Ma se la Roma dovesse vincere l'Europa League, cosa succederà per la qualificazione in Champions? Ci vanno in 5, se non mi sbaglio, non voglio dire stupidaggini, ma mi pare 5 squadre, sì, mi pare di sì. Ciao Hassan, qualcuno mi correggerà ovviamente se la Roma vince l'Europa League e resta quinta. Se invece la Roma va quarta e vince l'Europa League non ci va la quinta, ci vanno le 4 che ci devono andare. Mi pare, perché se la Roma va quarta la quinta non merita di andare in Champions League. Mi pare. Ci vanno in 5, ma mi dovete far sapere se la Roma poi anda, perché mi pare, ma non mi ricordo. Buonasera Side. A proposito del nostro tifoso nipponico, hai visto il suo ultimo video molto interessante, fa capire i limiti. L'ho visto Mario, me l'hanno girato, sì. Va nel negozio, va a cercare i prodotti del Napoli e non si trova niente. E trova giusto una spilletta, non si trova niente. Il tifoso ha fatto un video, hai capito?
Lo posso fare, sì, lo posso fare. Già sto, perché già sono andato e già ho visto che non c'è niente. Lo posso fare appena, insomma, la pandemia, perché mo non voglio andare in giro, lo sapete. Io abito a New York e non vi ho fatto vedere New York abbastanza. Adesso che si comincia ad aprire tutto. Ah, ho prenotato il vaccino. Non sono riuscito a prenotare. Quindi appena, insomma, faccio la prima, poi faccio la seconda, faccio il richiamo, mi sentirò più tranquillo, comunque con la mascherina, tutto il distanziamento sociale, tutto a posto. Me ne vado un po' in città e vi faccio vedere anche che cosa succede a New York. Si vanno in 5, la Roma si arrivasse al quinto posto in poi, nel caso in cui invece l'Europa League prima fascia direttamente, esattamente. La quarta non va diretta ai gironi. Sì, ci va. A Torino KK ad aprile fece il colpo di testa vincente, poi sempre a Torino la buttò in autorete dopo la rimonta clamorosa. Domani di norma dovrebbe segnare. Tu dici tu 1-1, una volta sì e una volta no. Una volta sì e una volta no. Moderna, amica mia, Moderna, e sto più tranquillo col Moderna rispetto agli altri. Il Moderna mi sembra il migliore finora. Nipponico, amico mio, Nipponico, c'è un tifoso, ci sta il video qua sopra, anche sul canale mio, lo puoi andare a cercare, se cerchi sul canale Caffè Napoli 1926, scrivi tifoso giapponese, trovi il video che ho fatto con lui, dove lui ci saluta tutti gli amici bellini e ci spiega come mai lui da giapponese, ma come mai sei tifoso del Napoli, ed è straordinario, si sveglia di notte, si pitta la faccia, è straordinario. Grazie Stefania. Che ne pensi di Gattuso? Per me è bravo, tranne a gestire la difesa. Ma già bene per rispondere a questa cosa qua. Allora, amico mio, troppo lenti con la gestione della palla e poi ti becchi il Messias di turno, non è colpa di Gattuso. Non c'entra proprio niente Gattuso. Non è che Gattuso gli dice tenete la palla tra i piedi per 3 ore. Lo riprendo, saluto e ringrazio Falco 75, la fase difensiva. Mario Docet saluta. Mario Docet, un bacio a Mario, un bacio a tutti i colleghi e un bacio a Rita, sempre. Riprendo, Messias è che Maximovic che è cretino, che è pollo, che 3 ore per girarsi, ma quello non è gestione di Gattuso della difesa, assolutamente. La stessa lentezza era all'epoca perché Fabian era lento, ma adesso sta andando molto meglio e sempre Gattuso è. Quindi non è questo il problema. I suoi problemi li avrà avuti Gattuso probabilmente. E una cosa sola gli dico a Gattuso: nel momento in cui ti sono mancati tutti i giocatori dovevi prendere una decisione, o insistere con lo stesso modulo con i giocatori diversi, oppure si è fatto un po' e un po' si è tornati 4-3-3, un po' si è rimasti 4-2-3-1, un poco si è provata la difesa a 3, ha dovuto fare di necessità virtù, ragazzi, perché i giocatori non ce n'erano e quindi non è andata bene in alcune partite, ovviamente colpa sua. Se fosse andata bene se avremmo detto ha fatto bene a cambiare, oppure ha fatto bene ad insistere. Alla fine il risultato decide poi il giudizio, no? Per me, con tutti i giocatori a disposizione, ci sta facendo vedere delle cose più che buone. Marek in società, no grazie, con Lobotka ha toppato, ma Marek in società non deve significare che deve fare mercato. E poi con Lobotka comunque ci andrei piano, perché non è detto che Bobotta sia così scarso, non gioca mai titolare, non ha la fiducia in questo momento della squadra e nemmeno del tecnico, probabilmente perché è l'ultimo delle riserve in questo momento, e quindi non è detto che Lobotka sia un cattivo giocatore, però se Marek viene in società non deve per forza fare mercato, A Tevero la Caserta vengono le uova di Pasqua della Rubentus. Antonio, ma penso in tutto il mondo. Le uova di Pasqua del Napoli non le trovo io qua. Dico una cosa per domani, penso che per questioni all'italiana, PIL e quant'altro, la Juventus non può andare in Champions, non può non andare in Champions. Aggiungo poi che non ne sbaglia 3 consecutivamente mai. Salvatore, purtroppo, io non voglio dirlo prima, voglio aspettare, voglio guardare la partita, perché poi possono succedere anche schifezze, ma tu sei talmente più forte in questa partita specifica che vai oltre le schifezze, no? Non sempre è possibile, perché poi quando la partita è equilibrata l'episodio te la cambia e tu puoi anche recriminare. Spero che non sarà il caso, spero che non sarà questo il caso.
Però la paura, ti devo dire la verità, non posso negarlo, ce l'ho. La paura ce l'ho e dobbiamo tenere gli occhi aperti perché non vorrei, capito, vedere schifezzuole. Schifezzuole. Bella Knight, come no, come stai? Bella Knight, ragazzi, è uno di quelli completamente pazzi che si è iscritto al canale, si è cominciato a recuperare tutti i video di quando eravamo 200-300 subscriber, video di 2 anni fa. È un pazzo, è uno dei nostri, è proprio uno dei nostri, grande Bella Knight boy. Ehi bro, un pronostico di Juve-Napoli, ho detto 53-53, un bel pareggio con tantissimi gol. Umberto Cuomo, uno degli nuovi abbonati, affrontiamo una Juve confusionaria tatticamente, dobbiamo essere bravi a non sprecare occasioni, giustissimo, ma questa è una di quelle partite dove tu giocatore sai che non avrai tantissime occasioni come col Crotone. Ecco perché aver preso i 3 gol col Crotone ed essere stati un po' sciuponi, arrivano i 3 punti, bene, però questa è una partita che ci deve far riflettere e che non puoi bissare con la Juve. Con la Juve non puoi avere occasioni e non le concludi, devi assolutamente essere cinico perché ne avrai di meno, ne avrai più poche e non puoi concedere i regali che hai concesso a Crotone, altrimenti gli concedi 3 regali, loro ti fanno 6 gol. 53-53, sì. Anche Bakayoko al 95esimo, che poi Bakayoko un gollonzo allo scadere lo ha fatto contro l'Udinese. Più forti degli avversari, degli arbitri, del VAR, da Makasimovic, di Ruiz, solo così la vinciamo 3-0. Ottavio, sì, sono tante le difficoltà, mi rendo conto. Allora, no, se la Roma vince l'Europa League, la squadra che sta al quarto non va in Champions League. Salvatore, non mi trovo. La squadra che sta al quarto non va in Champions League, non mi trovo. Hai studiato? Hai studiato il regolamento? Perché qua abbiamo detto che ne vanno 5. Capisco il vostro timore della Juve, non deve andare in Champions per forza, ma io credo che dopo le dichiarazioni di Agnelli l'anno scorso contro l'UEFA siano proprio ai piani alti che non li vogliono. Ma non è una questione che ai piani alti non li vogliono, l'UEFA non c'entra niente, è l'Italia che decide chi va in UEFA, capito? Cioè non è la UEFA che tiene i fili in mano di chi deve arrivare quarta, e non è che la UEFA, bella Atalanta, bella l'Atalanta e il Napoli, muoviamo meno soldi, amico mio, le dichiarazioni lasciano il tempo che trovano, muove più soldi il Milan, l'Inter, la Juventus, la Roma probabilmente, cioè, muove un po' più soldi del Napoli perché comunque gli americani si sono organizzati. Io qua se mi giro intorno trovo le cose della Roma, trovo la Roma Academy a New York, quella dell'Italia, del Napoli no. Quindi le dichiarazioni non. Arriviamo a 300 like, ma ancora non ci siamo arrivati. Ma veramente state facendo? 33. Royce, dai, incredibile. Marco Reus, Royce su assist di Holland, e il Manchester City si fa pareggiare in faccia all'85esimo. Pazzesco, interessante, mentre il Real continua la sua vittoria netta per 3-1. Mi è arrivato Baby Fox. E allora io bevo e gli faccio vedere lo spottino che lui non l'ha visto. Una famiglia che voleva cambiare il mondo a suon di TVB. Falco. Polli. Pablo Versati. Baby Fox. Giuseppe Argento. Ivan Evelyn. Marat. Joe TV. GX Mod.
è il suono dei fumetti. Holland non ha toccato una palla, orrori a Madrid, Real aiutato in tutti i mod, in tutti i mod, ma mi chiedevano, anzi per domani pure io, Anto, l'11 che vorresti. Allora, Ospina o Meret, veramente mi cambia poco, perché poi Meret con la Juve ha sempre giocato bene, ha sempre fatto grandi parate. Portiere, Di Lorenzo, vabbè, fate conto voi che lo guardate a destra, Di Lorenzo, Rachmani barra Manolas, perché secondo me Manolas può recuperare con la partita tosta di cartello, Manolas si concentra e gioca bene. Koulibaly, sempre il dubbio Yusai Mario Rui, però Yusai Mario Rui ha giocato l'ultimo, Yusai preferisco il mancino, però Yusai ha fatto quelle partite col Milan e la Roma. Yusai la difesa è fatta. Centrocampo Demme, Fabian, senza dubbio. In attacco Lozano, Zielinski, Insigne con Mertens punta. Nel secondo tempo abbiamo a disposizione l'ingresso di Osimhen, l'ingresso di Elmas, l'ingresso di Bobotta, non lo so, Bobotta potrebbe rientrare, ma comunque ti puoi tenere Osimhen, Elmas, Politano come sostituzione, puoi anche mettere un Petagno, insomma abbiamo finalmente delle cose, delle carte da giocarci. Il Napoli sta vincendo 3-1 contro il no, che stai dicendo? Real Liverpool, che hai mischiato un pochino tutto, il Napoli, il Liverpool, poi dopo vediamo. Luigi Della Vecchia, meglio che non gioca Meret, che se guarda storto a Ronaldo viene espulso per l'intenzione. Basta l'intenzione del fallo, amico mio, hai memoria buona, hai ottima memoria, basta l'intenzione del fallo. Quante volte abbiamo visto interventi dove praticamente il difensore, il portiere scivola fuori, quelli mamma mia, i rumori saltano, non prende l'intenzione del fallo. Quante volte è stata usata l'intenzione del fallo per espurgere un portiere? Ma mai, solamente con il lato. Io spero proprio di non dover parlare di questo tipo di partite. Spero proprio di non dover parlare di questa partita. Sto azzeccando Man City BFB, come stanno giocando bene, cioè una partita interessante fino al 90esimo, immagino. Arriviamo alla fine e poi ci salutiamo. Tifi Juve, ho capito, ma che cosa non ho capito che cosa ti stavi augurando. Il Napoli con il Real, perché il Napoli non stava giocando con Liverpool, quindi non ho capito. Una live intervista con i tuoi mod la farei mai? Sicuramente sì, qualcuno l'avete già visto, intravisto. Ci sarà una live, sicuramente, probabilmente per fine campionato facciamo una live dove impazziamo completamente, apriamo lo champagne. Sicuramente sì. Amico, sto facendo l'appello a tutti i santi dal 1 gennaio al 31 dicembre, mannaggia la connessione, mezza riva del Garda e ha problemi di connessione con tutti i gestori. Bepi, non ti preoccupare, oddio, mi dispiace, capisco la frustrazione, non ti preoccupare, recupera per domani, che domani è importante. Hai notato che dopo la botta in testa di Osimhen, dove anche Svenuto si è risvegliato e corre impegnandosi di più, forse era ancora addormentato? Non lo so, amico, prima dell'infortunio mi piaceva anche di più, poi ci ha messo un poco per riprendere, adesso ha ripreso insomma la forma e bene. 2-1 del City, incredibile, allo scadere proprio? Non mollano. Phil Foden o Foden, che tra l'altro io conosco poco. Non ricordo una tensione tale, sembra che si stia aspettando una dichiarazione di guerra. No, vabbè, ma perché questa partita è stata rimandata 500 volte. E poi per la prima volta, capito, stiamo proprio punto a punto. Non è una Juve che già che ha già vinto lo scudetto e quindi la partita non serve a niente. Adesso ci si gioca tanto. E nelle altre partite, bene o male, quando si giocavamo anche lo scudetto, ok, ma gli allenatori non erano in bilico, invece in questo periodo sono pure gli allenatori in bilico. Ecco perché è una partita che insomma
densa di interessanti spunti, Gran giovane, e a quanto pare sì. Il primo tempo sarà di studio da parte delle due squadre e metterei Lozano e Osimhen nel secondo tempo. Proprio per sparigliare direttamente nel secondo. Gran bel giocatore. Ricordo Juve Napoli in Serie B. Però non fare gli occhi a cuoricino. Io non voglio tornarci in Serie B mai più. Sembra lo spareggio per lo scudetto. Sembra. C'ha quella forza là. Inizierei con Mertens, sicuramente anche io inizierei con Mertens, però io Lozano lo metterei dentro subito. Luis, è un bel dubbio, lo sai. Io di base metto Manolas per la personalità, però poi molto spesso mi viene meno e quindi veramente è un dubbio che non vorrei essere nei panni di Gattuso. Di base io metterei Manolas. Pensa un po'. Leggevo il regolamento, il fallo del portiere fuori area che si è di mano da ultimo uomo solo intenzione è sempre da rosso. Se pareggiamo saremo sopra noi, giusto, perché abbiamo vinto l'andata e quindi conterebbe il fatto degli scontri diretti, devi aspettare che le giochi tutti e due. Adesso la Juve è avanti per i gol fatti, per la differenza reti. Nel momento in cui giochi anche il ritorno si appaia, si aggiusta la classifica, almeno così dovrebbe essere. E quindi avendone vinta una, poi dopo la pareggiata quell'altra, il Napoli è in vantaggio negli scontri diretti. Io inizierei con Lozano e poi intorno al 60° metto Politano. Lozano 90 minuti in campo. Lozano non mi sembra in forma, ma mo è tornato. No, non ti credere Alessandro, non ti credere. Lozano io già l'ho visto bene, ha giocato pochi minuti, già l'ho visto bene. Io inizierei con un antipasto, ma vogliamo fare una bella zuppa di tartaruga? Zuppa per zuppa, una bella zuppa di fagioli. Caputo Francesco, prima ancora della notifichetta l'ho preso. Meret, Biraghi, da dove è uscito Biraghi? Biraghi, Di Lorenzo, Raccomani, KK, Demme, Zienischi, Ciccio Caputo, Locatelli, Politano, ti piace? Allora, prima di tutto ne manca uno, sono 10, no? 4 difensori. Biraghi non mi dispiace, fa cose buone e cose così e così alla Fiorentina, però non mi dispiace come terzino sinistro. Centrocampo con Demme, Zielinski mi piace, però a questo punto anche Locatelli va a centrocampo, quindi Demme, Zielinski, Locatelli, oppure Demme, Locatelli a centrocampo mi piace tantissimo, Zielinski sotto punta mi piace, Ciccio Caputo in attacco non è male, ma non può essere l'attaccante di riferimento, mi tengo sempre Mertens o mi tengo sempre Osimhen, Ciccio Caputo come riserva, e ti sei dimenticato semplicemente Insigne, e al posto di Politano metterei Lozano. Juve 2022, non lo so, poteva essere la Juve del 2022, poteva essere. Basta non mettere Maksimovic, e se lo dice Mertens, ragazzi, io mi fido, mi fido. Ma se segna Bobotta che facciamo? Allora Mario, questa è una cosa che sta tornando ogni tanto, mamma mia, se segna Bobotta distruggiamo YouTube, non c'è dubbio, però non gioca manco e allora è difficile. Ma la domanda vera è: come si fa a tifare Juventus? Ma facciamo una padellata di uova in padella? Uova? Tu le uova le mangi? Se me le dai me le mangio. Osimhen, allora sì, non puoi mettere Osimhen e Ciccio Caputo insieme, sono due prime punte, non funzionerebbero. Allora, qualora vincessimo si va a -9 dall'Inter, dico 3 nomi: Sassuolo, Torino, Spezia. Sicuro dimentico qualcosa, ma giusto per farci un'idea della stagione di quest'anno, Gattuso va riconfermato. No, allora, tutte partite diverse. Lo Spezia, sfortuna. Torino hai giocato male, l'hai recuperata, hai fatto quel pareggio all'ultimo a tutto. Col Sassuolo schifezza, sfortuna, regalo. Quindi 3 partite diverse, ma capisco quello che stai dicendo, cioè i punti sprecati per un motivo o per un altro. Dimentichi qualcosa? Dimentichi sicuramente il Genoa, dove comunque c'era il rigore su Mario Rui nettissimo che ci dovevano dare, e ci pigliavamo probabilmente un altro punticino. E poi ci sta a perdere col Verona una volta, ci sta a perdere con la Lazio. Aver perso col Sassuolo all'andata mi brucia un pochino, però
Il resto, bene o male, sono tutte cose che si possono stare all'interno di una stagione. Con la mozzarella, le uova vanno fatte con la mozzarella. Se no, esiste. 1-1 dici tu? 1-1? No, come 200 like? Se siamo tornati a rete? No, non è possibile. Mi fermo, non parlo più. Quanti like stiamo? Non è possibile. Che è sta storia? Io mi sono abituato bene con voi, ragazzi. Cioè, non dico che dobbiamo raggiungere 700 like ad ogni live che facciamo, ma almeno il minimo sindacale per la voce che perdo. Ok. Quando il mercato che farei, amico, deve finire la stagione. Non posso fare un video di mercato quando ancora non è finita la stagione. Oltretutto il mercato che farei dovrei anche sapere qual è l'allenatore, altrimenti che mercato faccio se non so che è un allenatore che gioca insomma col 4-3-3, col 3-4-3, col 3-4-1-2, cioè difficile fare mercato. Altrimenti posso fare delle ipotesi anche di allenatore, ma deve finire la stagione, altrimenti pure io mi ci metto contro, capito? Dobbiamo aspettare un attimo, Allora, vediamo un pochino. 302, molto bene. Lozano sarà il nostro ammazza Juve, speriamo. Grido come un pazzo. Secondo te è possibile che la Juve non vada in Champions e che ci vadano Inter, Milan, Napoli, Atalanta in quest'ordine? È possibile, ma è molto improbabile. È molto improbabile. Mamma mia che ansia. Mamma mia che ansia. Mancano 9 partite per tutti, 10 per noi. Domani possiamo anche perdere, ma dopo voglio 24 punti nelle altre lotto con l'Inter, poi vediamo. 3-0 Napoli. Quelle di Aversa, se no desisti, esattamente. Cuoco, che bella parola, cuoco, l'avevo letto prima. Hai fatto il Casatella a New York? Sì, non vi ho fatto vedere il video finale perché me lo sono mangiato tutto. In realtà non è venuto proprio Casatella, è una specie di cioè non sono riuscito a chiuderlo completamente, la striscia di cose, però di sapore è stato proprio buono. Veramente mi sono divertito, senza insonnia, quindi anche leggero. Comunque credo che se nonostante tutte le partite buttate quest'anno il Napoli sia ancora in corsa per la Champions, significa che la squadra ha un potenziale altissimo. Speriamo bene per l'anno prossimo. Speriamo che questo potenziale resti e che si puntellino insomma i ruoli dove mancano, perché ragazzi un altro anno con Mario Rui e Gulam, chiedo, cioè un altro anno, perché Gulam non te lo vendi perché è infortunato. Mario Rui e Gulam, Mario Rui su Ulis, Yusai in scadenza, se ne va. Giuffrida ha detto che c'è un sacco di offerte. Potremmo fare una danno con questi terzini qua. Quindi sì, il potenziale c'è, ma alcuni giocatori se ne andranno e bisogna rimpinguarli, sostituirli in un certo modo. Le vedi questi due quelle là, se no. Il mio è il 301esimo like, ma vedrò dopo la live. Un bacio. Grazie sangue azzurro. Il cuoco mi ha rovinato e il cuoco mi ha da salvare. Bravissimo Armando Rossi, perché le citazioni non devono essere solamente di Totò, ma anche e direi soprattutto di Edoardo, che è meno famoso, diciamo, a livello popolare, perché le commedie in televisione andavano un pochino di meno, ma io avevo le cassette e quindi o cuoco mi ha rovinato e o cuoco mi ha da salvare. È di cuore buono. Il cuoco è cieco. Il piccolo cieco. Caputo Francesco non vuole sapere niente e ci dà un'altra formazione. Grazie per il supporto Caputo Francesco. Un'altra formazione. Toloi, Meret Toloi, Di Lorenzo, Deron, Rachmani, ma perché le mischi che non si capisce? Allora, perché Deron è a centrocampo, quindi Toloi, Di Lorenzo, Rachmani, KK. E quindi hai messo Toloi terzino sinistro, che non mi convince tantissimo. Deron a centrocampo, quindi sei preso Toloi e Deron dall'Atalanta. A centrocampo Deron, Demme, sì, mi piace. Zielinski. Ti fissato con Ciccio Caputo? Osimhen, Politano. Allora, vediamo un pochino.
Manca sempre un terzino sinistro, perché Toloi non ce lo vedo terzino sinistro. Ramani KK va bene, Deron, Zielinski, Demme a centrocampo. Hai messo Ciccio Caputo al posto di Insigne, non può essere, non può giocare in quella zona là. Ciccio Caputo è una punta e al massimo con questa formazione qua potresti mettere Politano dietro le due punte, ma è un poco fantasiosa. È un poco fantasiosa. Chi ha messo dislike è Juventino. Può essere, Nicola, ma noi come rispondiamo? Noi come rispondiamo ai dislike? Con un cartellino giallo, un'ammonizione che però sono dei TVB magici, perché noi vogliamo bene a tutti. Noi invitiamo anche gli ospiti juventini e ci parliamo bene e non c'è problema, e non c'è problema con nessuno, perché noi TVB. Queste sono le magie. Le magie, non l'ho vista, poi la vedrò con gli ovetti. Ma com'è bello, mannaggia, ma come già fai con Bobot? Come devo fare con Bobot? Dove sta qua? Leviamo il pollo, leviamo Bobot City e sta qua, è troppo bello. Juve secondo me rischia il 7° posto, ma nessuno lo dice. Alessa, è impossibile, dai, il 7° posto è proprio impossibile. È proprio impossibile, ma proprio per una questione tutto può andare male, ma un gol, capito, una vittoria a mazzo la fanno, perché comunque hanno dei campioni in squadra, è difficile proprio che mollano tutto. Dai, è impossibile. Vale, non conosco De Filippo, ma mi sa che lo devo recuperare. Cosa mi consigli di vedere? È difficile. Allora, una delle mie preferite, vabbè, L'arte della commedia è una delle mie preferite, però non è molto comica. Una di quelle più comiche è sicuramente Una Santarella. Vediti Una Santarella, che è una delle forse delle più belle. Oppure Il nipote dello sindaco, pure bellissimo. La famiglia dei TVB. I cambi sono sempre 5, di solito a partita in corso bisogna andare a migliorare, quindi farei Meret, Curi e Manolassi, Yusai, Mario Rui. Quindi Yusai dal primo minuto, Fabian, Elmas 0. Cioè partiresti con no, non sono d'accordo, Giacomo, non sono d'accordo. Partiresti tu con una squadra di riserve per migliorare poi nel secondo tempo? No, se hai Di Lorenzo in quella forma non puoi togliere Di Lorenzo dal campo, non scherziamo proprio. Elmas al primo minuto, no, c'hai Dem, no, amico mio, no, prendiamo 3-0 nel primo tempo. Non ti pago pure un'ottima. Sì, fate il vostro gioco, ragazzi. Napoli milionaria, ovviamente, ma io parlavo di quelle là proprio scarpettiane. Il teatro di Edoardo è tutto bello, anche quello che ha scritto lui, ma Edoardo attore e non autore fa ancora più ridere, secondo me, che quelle di scarpette sono delle macchiette incredibili, straordinarie. Allora, quei figuri di tanti anni fa, sicuramente uno del top, sicuramente. Uomo e galantuomo, straordinaria. Uomo e galantuomo, una delle più belle, probabilmente una delle più belle. Commedia da vedere, ditegli sempre di sì, ottima. Il berretto a sonagli è anche geniale. Vedi che siete tutti preparati, bravo. Solo io ho paura di Dybala, ho capito che non gioca da tanto, ma quello se si fa 20 minuti può dare i tempi giusti in attacco e so cazzi. Non solo tu, amico mio, anche io. I giocatori che hanno dei colpi bisogna tutti avere non paura, ma il giusto rispetto e stare con gli occhi aperti, sempre attenti. Come dimenticare Natale in casa Cupiel? Ovviamente non lo dimentichiamo, quello è uno step. Quello voglio pensare che anche chi non conosce Edoardo dentro e fuori lo conosca. 3 canzoni fortunate, straordinaria anche lei. 3 canzoni, è una che non tutti lo conoscono, si chiama La fortuna con la F maiuscola e si dovrebbe anche trovare su YouTube, andatevela a cercare, La fortuna con la S maiuscola, una cosa da morire da ridere. Buonanotte Caputo, un abbraccio e grazie sempre per il tuo supporto. La lentezza di Fabian non sarà un problema contro la Juve.
le ultime partite di Fabian ci fanno ben sperare. La Juve non è che fa questo pressing asfissiante, Io per il pressing ho paura di McKennie, ma non è, capito, non è che Ronaldo va a inseguire i due difensori, non è che, insomma, quindi si possono sfruttare queste caratteristiche un po' di mosciaria anche del pressing avversario, voglio dire. A me piace molto quei figuri di anni fa, fantastica, che ansia quando arriva domani, e lo so, amico mio, infatti io mo, capito, che stacchiamo, voi siete pure avvantaggiati, che a voi è notte, vi guardate un pochino gli highlights della Champions e ve ne andate a dormire. Io ho tutta la giornata davanti e sapete cosa faccio? Scrivo la fase difensiva, devo finire di registrarla e poi ve la regalerò. Citazione di Totò pre-Juve Napoli, ce la devi ora. Una citazione di Totò pre-Juve Napoli. Ce ne sono talmente tante, tu mi devi imboccare, amico mio, come faccio? Quando un uomo con il Fez vi dice che non c'è niente di straordinario, e questa è ficcanasaggine, non so perché mi è venuto in mente questa qua, il film è Noi Duri, mi pare si chiama, quando lui sta alla dogana e fa il turco, ha detto all'ambasciata, sta in una forma straordinarissima. Quando un uomo con il Fez vi dice che non c'è niente di straordinario, queste sono le valigie, arrivederci. No, che arrivederci. Allora, questi fantasmi straordinari. Solo lo guardaporta. È un uccellino. Domani me la vedo alle 7 di mattina. Scream l'assassino, sempre preciso nei suoi commenti e nelle sue cose. Fai un pochino il calcolo, amico mio, non ti dico niente. Ragazzi, voi siamo 190, adesso diventa io contro Scream l'assassino. Non posso leggere nessun messaggio finché lui non mi fa il calcolo. Sono 6 ore indietro, a che ora sta la partita e a che ora mi vedo la partita. Avanti. Hai tutto il tempo del mondo, non c'è fretta. Gli amici capiranno. Devi scrivere piano piano, non devi scrivere tutto attaccato, te la vedi, no, devi scrivere bene in italiano, devi fare bene il calcolo matematico che è difficile. Vai, Scream l'assassino, stiamo io e te, gli altri 180 niente. No, è inutile che lo scrivete voi, che lui lo deve fare, lo deve sapere lui. Forza, stiamo io e lui, non c'è nessun altro. È come si bello che fate i calcoli, lo deve dire lui. Mo vedo fuso orario di New York, esatto, non leggo nessun altro. Vai, Scream, c'hai tutto il tempo. Vai, vai tranquillo. L'assassino su Giove ci sono 3 anni di differenza. Scream l'assassino su Giove ci sono 3 anni di differenza. Io già l'ho visto, so già com'è finita ed è per questo che ho potuto fare il video dove vi ho fatto la classifica finale. Voi non ci credevate. La risposta è Donato. A cavallo Donato, non si sa perché ha la bocca chiusa. Dai, no, non mi muovo finché non scrivo Guelfi e Ghibellini. Napoli è più motivata, non dico che non lo è adesso, ma quando siamo in crisi il Napoli dà tutto per la partita di Juve-Napoli, sapendo l'affetto dei tifosi per la partita. Noi siamo in forma. Sì, si sa che ovviamente, però il fatto che non ci sta questo rapporto con i tifosi, non lo so se la sentono allo stesso modo. No, ma con i 6 numeri non sono bravo, io so solo il calcio, non ho studiato. Ho l'almanacco sportivo come il Ritorno al futuro. Scream, dove sei? Non leggo la risposta. Rispetto per Bobot, sempre. Sogno di una notte di mezza sbornia, grandissimo, ottima. Esatto, quella cosa lì non ce l'ho fatta guardarla fino in fondo. Non sono bravo nell'aspetto lessico, esattamente. Mamma mia, che combinai, Eziolino Capuano. Come si fa ad avere paura di uno che non gioca da tutta la stagione? Secondo me, anche se dovesse entrare, non farà nulla. Angioletta, non ti preoccupare, che quelli sono pazzi. Quelli sono pazzi. Un bel pareggio, 5-5. 5-5. Vuoi 3 numeri? Vuoi 3 numeri sulla ruota di Napoli?
un numero è 13, il secondo numero è 75, perché siamo arrivati a 7.500, 75, e un altro numero è 6,90. Vedi? 6,90. Perché pensavo a 69, che è un numero interessante, senza non pensare a cose scabrose, perché la pubertà stai tutto a rapà. No, 69, 6,90. Quindi ricapitolando, 6, 13, 75, perché siamo 7.500, e 90. Quanti numeri vi ho dati? Vai. Giocatevela. Dem ci sarà? Sì, penso proprio di sì. Che sta succedendo? Non lo so, Domenico, sta succedendo qualsiasi cosa. Sto aspettando che Scream l'assassino fa il calcolo, perché sennò non possiamo andare avanti con la live. Fai la brava tu, fai la brava. Pure secondo me Bobotta potrebbe giocarsela. 68 Bobotta pure potrebbe essere un numero interessante, però io ve l'ho dato. Speriamo che non gioca Maksimovic. Non credo proprio che giocherà Maksimovic, Alessà. Credo che l'unico dubbio sia tra Ramani e Manolas. Sengarta non mi ha risposto più. Esatto, Ernesto, questi sono i numeri che secondo me, però me l'ha già giocato pure, perché quando escono i numeri devo giocarmeli anche io, devo telefonare a papà e glieli devo dare, capito? Emanuele Simeoli è arrivato 31. Emanuele, chi è il 31? Già risposto 13, 12 quell'orari. Niente ragazzi, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Comunque voglio dire, siamo lì, ma con l'italiano niente, cioè proprio non c'è speranza. Già risposto, vabbè. Sì, è arrivato, non fa niente. Però non fa niente. Sono contento già così, già ci sei arrivato vicino. Dybala Insigne lo faresti? No, perché Dybala vuole 15 milioni, Insigne già sta qua, non ha senso proprio. Dybala Osimhen no, voglio vedere Osimhen fino alla fine. È uscito il 91, ma tu facevi amore con papel? Bravissimo. Che poi lui indica, no? Tu non devi indicare, tu come suggeritore d'arte non devi indicare, e poi tu sapevi che poi gli faceva amore con papel, che com'è possibile. -6 da New York e -7 da St. Louis. Da noi sarà più decisivo Insigne o Mertens? Bella domanda. Insigne sta facendo un campionato pazzesco. Mertens però da quando è tornato il Napoli è in filotto esagerato. Ragionateci. Forse è la maschera che non lo fa ragionare. Può essere, Ragazzi, io direi vi ringrazio per questa chiacchierata. Le salsicce? Fabio Maggio Perz, non lo so, sono stanco, io sono andato a pagare le tasse, quindi sono stanco, ho fatto più di quello che dovevo fare per oggi e va bene così. Mertens in 2 partite 3 gol, sta in forma senza dubbio. Usasic la commedia, allora non lo so, è arrivato 31 commedia Edoardo, non la so Emanuele, me la devo studiare, ottimo. Si trova su YouTube, perché alcune non si trovano e me la devo studiare allora questa, se non ce l'ho. Per me finisce 0-0, prendetemi per pazzo, sì, ma pazzo per Bobotta. Bravo, bravissimo Emiliano, dillo, e dite anche che quello che stanno dicendo Gattuso preferisce Bakayoko. Dem era infortunato e quando non ha giocato è perché comunque giocavamo ogni 3 giorni e ogni tanto si dovevano alternare, e Bakayoko stava in una forma decente, quindi si dovevano alternare. Dopodiché Dem ha pigliato, si è infortunato, affaticamenti muscolari, non è che quando Dem è tornato e l'ha potuto schierare, Dem è il titolare, Bakayoko in panchina, non è che Gattuso ha ascoltato i consigli dei giornalisti. Mannaccia. Ragazzi miei, vi voglio bene a tutti,
Da milanista 0-2 Napoli, ok, dove sta? Con questa cosa chiudiamo? No, che mettiamo il pollo per sicurezza, proprio la sicurezza della pollaggine, ma con il gufo, con gli occhi secchi o meno, gli occhi secchi del gufo, vi voglio bene. Se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi, lasciate gli ultimi like residui, andate a controllare il video della giveaway, partecipate alla giveaway, ma dovete essere iscritti al canale Telegram, altrimenti se non siete iscritti al canale Telegram non potete partecipare alla giveaway e io vi estracco e non vi trovo e non so come fare, non si può fare. Vi voglio bene. Domani in live qui ovviamente ce la guardiamo tutta, sarà un'ansia incredibile, si fuma, voglio fumare, citazione di Totò, in realtà è Titina De Filippo, voglio fumare, sì, fumo, fumo, benissimo, sigla, dove sta la sigla? Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net. E magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema,